Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutis e benvenuti a questo che è il terzo appuntamento dei seminari di formazione dal progetto Vecure Avere Cura. O tornin con l'associazione di promozione sociale per la Costituzione APS di San Denel e chi stasera ossin col professor Paolo Mocchi, che ho già conosciuto tal primi incontri, se si visais. Prima di la sala per aule al professor Mocchi, io avevo gusto di tornare a mostrare dal momento che in tanti a mi domande in via mail, torni a mostrare il nostro sito dove che potete cercare tutti i materiali di questo percorso di formazione. Come che vi ho detto sin dal sito dal docusquele www.squelefurlane.it si va alle snovis sul progetto Vecure, si entra e dentro ho vinto metti anche le slide, per esempio le slide dalla lezione della protezione civile dall'ultime volte, i materiali didattics che aveva mostrato la PLET e le slide anche dalla prima lezione sulla Costituzione. Dopo di stasera ho chattarei anche le slide di queste ultime lezioni dal professor Mocchi. Dopo l'ANTIU chattais la registrazione dal primo appuntamento e subito dopo anche che dal secondo appuntamento che il dalla protezione civile. Così che o podeis la avvio di qualche scovente fa un ripassino o bene dovrà i materiali per le lezioni in classe per i vostri progetti perché uscovente. Di sancione robe rispetto all'appuntamento dai disevot di mai che varine in protezione civile a Palme. Us domandi per placer di mandare un'email di conferme dalla vostra presenza a info@squelefurlane.it all'indirizzo email info@squelefurlane.it, quello al quale avete sempre scritto anche per l'iscrizione insomma al corso e da cui avete ricevuto informazioni. È un appuntamento è un appuntamento aperto, quindi se volete approfittare di questa occasione, che rientra peraltro anche nel calendario degli eventi della settimana delle culture furlane, che nella sua 10ª edizione si estenderà dal 18 al 28 di maggio, con oltre 100 eventi come sempre, essendo appunto un appuntamento all'interno di questo calendario. Se volete approfittare e venire a visitare la sede della Protezione Civile col marito, con i figli, con la vicina di casa, ecco c'è l'occasione per farlo, basta solo che mi mandiate una mail con il numero delle persone che verranno alla visita. Pensavamo di fare 2 turni, il primo alle 18, scusate, il primo alle 17, e questo io lo terrei proprio per noi corsisti, in maniera tale che insomma cerchiamo di vederci in quell'occasione, di conoscerci e di condividere anche un momento insieme. Ecco, va bene. Allora, io mi fermi qui, domandi a Serena che ecco se vuole introdurre il professor Mocchi e us saluti. Grazie. Grazie Antonella, in verità il professor Mocchi lo vina già veduto il prima incontri, se non si sente a scazzo. Sì, a scazzo. Iodin, se rivina facente dall'immagis, miglior, va bene, allora tieni il fil proprio in sospensione e ho detto che il professor Mocchi in verità lo vina già veduto, pensi per quasi tutti, no altri, il primo incontro lì che ho vina frontale la Costituzione italiana in compagnia del professor Losciuto. Paolo Mocchi ci ha fatto un'introduzione, ci ha fatto biodi anche come funziona
l'associazione soprattutto c'è molto che funziona il Festival della Costituzione. Ma invece tu la rinavio di che sono i dovessi dai cittadini. Il professore hanno sempre tutti in white, nel senso che le dite che sono di mancul rispetto ai diritti che vengono affrontati in Costituzione, ma alle clar che sono fondamentali proprio no, per le regole della convivenza di tutti i cittadini, allora come non è proprio da scuviergi no, qua i cassone e c'è molto che vengono affrontati proprio di pal codice. Grazie a tutti, grazie alla regista, alla signora Fogolini e a tutti voi che siete scollegati. Io vorrei soltanto fare un piccolo rapido recupero storico, perché prima di arrivare ai doveri penso che comunque dobbiamo sempre inquadrare storicamente le cose e sentirete magari cose già dette dal mio collega Lo Sciutto, ma anche se sono dette in un altro modo, secondo me questo non è che sia diverso, è solo un arricchimento, poi ognuno ha il proprio taglio, la propria curvatura. Ma l'inquadramento storico secondo me è importante per capire perché siamo arrivati qui e perché ci sono poi anche pochi doveri e tanti diritti nella nostra Costituzione. Non sono per caso questi. Allora, vediamo un po' di condividere lo schermo. Dunque, dall'inizio dovrebbe essere questa, dico bene? La prima. Non è però abbastanza grande, eccola. Ecco, questo è il percorso che abbiamo fatto. L'altra volta storia e Costituzione, gli articoli 1, 2 e 3 e oggi vedremo i doveri del cittadino della Repubblica. Nella parte finale. Prima di arrivare però qui vorrei soltanto, perché anche secondo me per una formazione vostra, che poi trasferite ai ragazzi, è giusto capire da dove arriviamo e dove siamo. Dove siamo nel 2006 e poi nel 2016. Al di là della riforma del titolo quinto del 2001, ci sono state due macro riforme del 2006, la cosiddetta riforma Berlusconi che voleva cambiare 55 articoli e la riforma Renzi del 2016 che ne voleva modificare 47, praticamente quasi tutta la seconda parte. Allora l'importante è capire, e arriverò tra un attimo, secondo me perché giustamente sono state bocciate entrambe, per una questione di metodo, non di contenuto. Il contenuto viene dopo, si può discutere sul contenuto, ma dal mio punto di vista non si può discutere sul metodo. E entrambe queste riforme costituzionali difettavano moltissimo nel metodo e dal mio punto di vista il popolo italiano si è dimostrato più lungimirante, più riflessivo nel rifiutare con i due referendum poi del 2006 e del 2016 queste macro riforme. Perché? Perché la Costituzione va modificata sicuramente, deve essere fatta la manutenzione, ma un conto è la manutenzione ordinaria, un conto è la manutenzione assolutamente straordinaria come queste due. E se un domani un altro partito politico dovesse una modifica, secondo me sarebbe giusto anche una terza bocciatura se si dovesse ripresentare lo stesso discorso di metodo e tra un po' vi dirò qual era il vulnus, qual era il problema di metodo di entrambe queste due riforme di Berlusconi e di Renzi, dove peccavano dal mio punto di vista. Per arrivare qui però bisogna riflettere sul carattere della Costituzione, anzi i caratteri. Allora, innanzitutto è votata, a differenza dello Statuto Albertino che avete già sentito, perché ci sono stati 556 padri costituenti che l'hanno votata, a differenza dello Statuto Albertino che era concesso o triato. Ecco, qui è la prima cosa importante, ricordatevi. Perché? Perché il fatto di non concedere ma di votare fa cambiare il ruolo della persona che da suddito diventa cittadino. Poi l'altra
l'altra cosa fondamentale è il carattere compromissorio. Ecco qui che arrivo al dunque, ovvero il carattere compromissorio della nostra Costituzione è tale per cui dei 556 padri costituenti e madri, perché ricordiamo le 21 donne della Costituzione, importantissime, anche se erano soltanto il 5%, però ricordatevi bene che questa riforma, scusate, questa Costituzione non sarebbe mai stata approvata se non si fossero messi d'accordo, ricordate i numeri, 207 della DC e 219 del PC e PSI, Partito Comunista e Partito Socialista. Questo per dire cosa? Che se ciascuno pensava di portare avanti la propria Costituzione, noi non avremmo oggi i nostri 139 articoli, di cui 5 sono stati abrogati, restano 134. Comunque non li avremmo, perché è la casa comune e questo è fondamentale. Quindi anche quando parliamo con i ragazzi, cioè dobbiamo trasferire questo concetto di cos'è una legge. Una legge ovviamente è il diritto positivo che esiste in un determinato momento, ma può essere modificato senza grossi problemi, ma la casa comune dentro la quale ci sono poi le leggi deve essere modificata con lentezza, in maniera molto ponderata e non solo da una parte, se questa parte vuole modificare 50 articoli o giù di lì. Ripeto, 55 la riforma Berlusconi e 47 quella di Renzi. E qual era il vulnus? Che volevano modificarla a colpi di stretta maggioranza. Ecco che il popolo ha detto no, se vi mettete assieme maggioranza e opposizione è giusto, e qui si entra in un concetto secondo me importante, che è quello della giustizia, sul quale poi mi soffermerò, ma io non posso modificare la casa comune da parte del governo pro tempore, perché poi questo governo pro tempore se ne andrà e arriverà un altro governo e si troverà stravolto l'impianto costituzionale. Ecco l'importanza di sedersi assieme e di modificare assieme la seconda parte della Costituzione come volevano fare, quando si modifica appunto 50 articoli o giù di lì. Questo carattere compromissorio i nostri padri costituenti del 46-47 l'avevano chiarissimo, e vi ricordo ancora i numeri: 207 la DC, 219 PC e PSI. E si sono seduti con idee e ideologie completamente diverse, ma le hanno superate, le hanno lasciate fuori dalla stanza nell'interesse del bene comune, e non hanno pensato che questa fosse una legge ordinaria, perché ordinaria non è la Costituzione. Altro carattere, vabbè, lunga, 139 articoli, 5 abrogati, che vi ho detto, a differenza dello Statuto Albertino che ne aveva 84. È rigida perché non è una legge ordinaria come lo Statuto Albertino, perché lo Statuto Albertino bastava una legge ordinaria per modificarlo. Qui c'è un doppio passaggio, 2 volte alla Camera, 2 volte al Senato, ad un intervallo non inferiore a 3 mesi, appunto perché i deputati e i senatori pensino, riflettano, perché il nostro padre costituente ha detto 2 giri a distanza non inferiore a 3 mesi, perché state cambiando la Costituzione, come dire, pensateci, 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 riflettete, riflettete, riflettete. E il tempo di decantazione di 3 mesi ha questo scopo e questo significato. Altra cosa è programmatica, ovvero, e qui arriviamo ad una cosa importante, è un programma, ovvero sia non si raggiungerà mai. Pensate a un porto, la nave salpa dal porto di partenza e la Costituzione altro non è che la rotta da intraprendere, da seguire per un porto che non si raggiungerà mai. Però il porto è definito, il porto è assolutamente stabilito. Qualche volta si va più veloci, qualche volta più lenti, qualche volta si sta fermi. Faccio un rapido recupero dell'articolo 36 di quest'anno, che sarà oggetto del nostro Festival Costituzione. A proposito di programma, io con i capelli bianchi vi posso assicurare che per 45 anni spannometrico, fino ai primi anni 90, l'articolo 36 è andato avanti, appunto perché è programmatico, più o meno velocemente, più o meno lentamente. Ebbene, da 30 anni noi stiamo andando indietro, cioè abbiamo venti contrari che ci portano al porto di partenza. E questo lo analizzeremo
nell'articolo 36 e nei 3 giorni del 26, 27 e 28 maggio, quando faremo il Festival Costituzione qui a San Daniele in concomitanza, mi sembra di aver capito bene, con gli ultimi 3 giorni della settimana furlane. Questo per dire che l'aspetto programmatico è soltanto una linea da intraprendere, una rotta da intraprendere, con un porto di destino che non si raggiungerà mai. E ripeto, la velocità per andare avanti ora è maggiore, ora è minore, ora si entra in bonaccia e si sta fermi. Qualche volta addirittura si regredisce, come dal mio punto di vista si è regrediti in questi 35 anni, e spiegheremo il perché, rispetto ai primi 45. Tanto per fare un esempio, per noi l'ascensore sociale ha funzionato, per noi il salario garantiva una retribuzione, come dice l'articolo 36, proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato e tale da garantire a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questo oggi è impossibile per i nostri figli. Questa è la dimostrazione plastica di come si possa andare avanti, ma alle volte si va indietro. Oltre ai caratteri, vediamo di non fare cose che non si devono, ci sono i principi. I principi sono, perché sono andato fuori? Allora, il principio democratico, molto importante, è definito dall'articolo 1. L'articolo 1 dice, ci sono 2 commi. Quando le Iene intervistavano alcuni politici per prenderli in castagna, dicevano: e cosa dice il secondo comma dell'articolo 1? E alcuni dicevano che non esisteva, ahimè sbagliando. E non sanno neanche l'articolo 1, purtroppo tanti. E dice semplicemente che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e il secondo comma, non mi vedo qui, non è che abbia desiderio o ambizioni di vedermi, ma c'è qualche problema nello schermo mio? No. Chiedo alla regia. Ha disattivato la videocamera, giusto? Mi sta facendo... Ah sì, mi sta facendo una domanda corretta. Ecco. Perfetto. Ma voi mi vedevate? Adesso la vediamo, prima no. Ecco. Quindi il comma 1 dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e il secondo è altrettanto importante perché dice che questo potere, questa sovranità appartiene al popolo nelle forme e nei limiti previsti in Costituzione. Quindi questo è semplicemente un principio fondamentale in contrapposizione a altri principi e altre forme di Stato, non di governo. Penso al regime monarchico, a monarchia assoluta, penso a quelli del Golfo che non stanno proprio bene, penso alle monarchie costituzionali, penso, non lo so, alla Norvegia piuttosto che alla Svezia o alla Gran Bretagna, penso ai regimi teocratici di alcuni paesi arabi, come l'Iran. Questo è un altro principio molto importante, il principio personalista. Perché? Perché ricordiamoci che a differenza degli anni 20 e di quando c'era Mussolini e la sua dittatura, l'uomo è il fine, non è il mezzo per raggiungere i fini dello Stato, tipici di una dittatura. Cioè in una dittatura l'uomo viene annichilito nella sua individualità, nella sua personalità, e quindi non vige questo sistema e questo principio personalista. In Costituzione nostra invece vige, perché lo Stato è uno strumento e la persona è il fine, e quindi c'è un turnaround, un giro completo da questo punto di vista tra uno Stato assoluto, uno Stato totalitario, un regime ovviamente di questo tipo, e un sistema democratico. Al riguardo ci sono alcune cose da dire sul sistema personalista e sull'importanza della persona. Per esempio, sono l'articolo 3 e l'articolo 41 della Costituzione. L'articolo 3 è, assieme al 2, il più importante, all'1, i primi 3 sono fondamentali, e l'articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, e quindi
e dice che poi ci sono 7 eguaglianze, no? E dice che sono tutti uguali senza distinzione sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. Il sistema personalista quindi mette al centro la persona e la dignità. E qui vorrei fare un rapido excursus per dire che questo principio di avere al centro la persona come fine e non come mezzo, dove, ripeto, il fine è lo Stato nei sistemi totalitari, è stato copiato anche dalla Costituzione tedesca. La Costituzione tedesca viene approvata, promulgata a maggio del 49, quindi dopo la nostra, ed è copiata dalla nostra. E per esempio, anche qui un momento di riflessione, secondo me, da fare anche con gli studenti, cosa dice l'articolo 1 della Costituzione tedesca? Dice che la dignità umana è intangibile, che non si può toccare. Perché non si può toccare? È intangibile. Articolo 1, il primo, perché chiaramente vengono fuori da Auschwitz, vengono fuori da quello durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo principio personalista è importantissimo per noi. Poi, altro principio importante, fondamentale, è il sistema pluralista, ovvero sia il riconoscimento della ricchezza data dalla pluralità. E qui c'è l'articolo 49 della Costituzione che dice che l'articolo 49 è una specifica del 18, che dice il 18 e tutti possono associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico alla politica nazionale. Questo dice il 49. La libertà di associazione è prevista nel 18, però questa è una specifica, quindi la pluralità, ovvero sia il fatto di avere più partiti. Perché? Perché vi ricordo che nel 25-26, 1925-26, prima delle leggi fascistissime del 30, scusate, prima delle leggi razziali del 38, ci sono state le leggi fascistissime del 25-26, dove non esisteva questo principio pluralista, perché vi ricordo che non c'erano i partiti diversi dal PNF, dal Partito Nazionale Fascista, noi l'abbiamo messo nel 49, non c'era la possibilità di avere sindacati diversi dal sindacato fascista, noi l'abbiamo messo nel 39, non c'era la possibilità del diritto di sciopero, noi l'abbiamo messo nel 40 della nostra Costituzione. C'era la pena di morte, noi abbiamo messo nell'articolo 27 che non ci può essere la pena di morte e la pena deve tendere alla rieducazione del reo. C'era il tribunale speciale contro i delitti contro lo Stato, quindi ognuno poteva essere accusato, naturalmente tipico di un regime, penso alla guerra di adesso, di essere contro lo Stato e immediatamente si finiva in galera e addirittura c'era la pena di morte. Quindi capite che è una differenza totale. Quindi questo principio pluralista viene fuori proprio perché è negato alla radice prima per 20 anni da tutte queste limitazioni, o meglio, più che limitazioni, azzeramenti totali dei diritti. Prima delle leggi razziali del 38, ci sono state queste pessime, infami leggi fascistissime del 25-26 che hanno azzerato tutti i diritti di tutti i cittadini. E l'ultimo principio, quello dell'articolo 1, il principio lavorista, no? Anche qui vi ricordo che il principio lavorista si è molto discusso da parte dei padri costituenti se mettere il lavoratore. Poi alla fine non hanno deciso di mettere il lavoratore, perché dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, perché anche il datore di lavoro è un lavoratore, e hanno superato il problema inserendo il lavoro come modalità di realizzazione della persona. E sappiamo tutti come perdendo il lavoro, e lo vediamo anche con persone che ci sono vicine, si perde l'identità, cioè io non so più chi sono. Voi se siete insegnanti, se un domani non dovesse essere più questa la vostra professione per n motivi, per noi questo rischio non c'è, perché noi entriamo e a meno che non si faccia delle cose veramente negative, nessuno controlla il nostro operato. Questa è un'altra cosa bellissima dell'insegnante, a differenza di tutti gli altri lavori dove c'è un risultato da ottenere, noi abbiamo la libertà e dico, per tanti versi siamo anche autoreferenziali, perché a meno che non si facciano cose molto negative, nessuno controlla il nostro operato. Ebbene, il principio del lavoro comunque è fondamentale per realizzare la persona.
e sappiamo tutti cosa succede appunto se non c'è questo lavoro. Velocemente vado ai diritti soltanto per, come dire, fare alcune riflessioni e alcune definizioni. Allora, cosa sono i diritti? Sono l'armatura giuridica della volontà individuale. Questa è una concezione romanistica. Oppure sono pretese della volontà garantite dal diritto, Frédéric Fonsavigny. Oppure i diritti servono a cambiare i rapporti sociali esistenti. Senza diritti la società retra al suo moto. Una società immobile non conosce diritti. Questo di quello che io reputo il più grande costituzionalista vivente, Gustavo Zagrebelsky, che è veramente una spanna sopra moltissimi, qualcuno potrebbe dire come me, sopra gli altri suoi colleghi, ma io reputo che sia come formazione proprio a 360 gradi, oltre il fatto di essere un grandissimo costituzionalista, una grandissima persona, e ha dato questa definizione. Adesso arriviamo ai doveri. Allora, i doveri che vi dicevo, perché in Costituzione ci sono tantissimi diritti e pochi doveri? E beh, perché la storia ce l'ha insegnato. Perché quando noi, ripeto, usciamo dal 25 e 26, usciamo dall'azzeramento di quei diritti fondamentali. Perché capite, quando non c'è la libertà di movimento, la libertà di soggiorno, la libertà di associazione, la libertà di esprimere il pensiero, come noi adesso facciamo nell'articolo 21, la libertà del partito, che noi adesso facciamo nel 49, la libertà di scioperare che facciamo nel 40, la libertà di iscriverci a un sindacato che facciamo in base al 39, praticamente dobbiamo ripristinare tutto questo che è stato azzerato da una dittatura, da una tirannide. Quindi questo è il motivo per cui siamo pieni di diritti. È giusto che sia così, perché la storia del 46-47 viene dopo 20 anni, dal 22 al 45. Quindi tutta quella prima parte dei diritti, che va dopo il 13, perché i primi 12 sono gli articoli dei principi fondamentali, ma tutta la parte dei diritti e doveri dei cittadini ovviamente parte dal 13 ed è incentrata in particolare sui diritti, anche se c'è qualche dovere anche prima sui principi fondamentali e anche dopo, non solo nei rapporti civili. Ma la domanda, e secondo me anche una riflessione da fare con i ragazzi, no? Ma diritti. Ma e i doveri cosa sono? Beh, secondo me i doveri sono una cosa molto semplice. Sono i diritti degli altri. Quindi questo già implica l'esistenza di una polis, di una società. Cioè, se uno pensa di essere incardinato solo su se stesso, di aprirsi e chiudersi su se stesso e che gli altri non esistano, è chiaro che non può avere diritti, perché non riconosce i diritti agli altri. Quindi il fatto di condividere regole, per esempio a scuola, sulle quali arriverò tra un attimo, ma poi nella società, è fondamentale. Perché? Perché i doveri implicano la comunità, la polis, il diverso da me, l'altro da me. Se io vivessi da solo in un eremo in montagna, non avrei problemi né di diritti né di doveri. Ma i diritti e i doveri nascono ovviamente in quanto sono assieme agli altri e devo in qualche modo temperare le mie esigenze con le esigenze degli altri e trovare un modus operandi e di vita che concili questo e quello. Prima di andare avanti, volevo dirvi, se volete porre domande di qualsiasi tipo, riflessioni, considerazioni, quesiti, quello che vi sembra così corretto, anche per rendere più interattivo e più dinamico il tutto, fatelo in chat e la regista mi fa da passaggio. Io, per quanto possibile, cerco di rispondere. Ecco. Quindi assolutamente in tempo reale sarebbe meglio rispetto a magari soltanto alla fine, ecco, fare queste riflessioni. Quindi ecco, anche con i ragazzi, secondo me, è importante che passi questo messaggio. Cioè, viviamo in una società dove l'individualismo è sfrenato, no?
dove esisto solo io e c'è la negazione dell'altro. Però ecco, deve passare il messaggio che io non posso avere nessun diritto, zero diritti, se non riconosco agli altri altrettanto. Questo è il primo discorso. Quindi è l'altra faccia della medaglia, il dovere, ovvero sia non è il mio diritto, ma il diritto degli altri. Se non riconosco come tale, neanch'io posso avere diritti. E qui poi sui diritti entriamo in un altro discorso che non è un discorso semplice. Io l'ho sintetizzato in 2 formule matematiche. Così, ci ho pensato su un po' di anni, a differenza di tantissime cose che ovviamente come tutti riporto anche idee degli altri, diciamo che questa, come dire, è farina del mio sacco, nel senso che sono giunto a questa conclusione. Cioè la giustizia intesa non come apparato della giustizia, non come il Ministero della Giustizia, no? Che riguarda appunto cancellerie, riguarda giudici, riguarda avvocati, riguarda il codice di procedura civile, il codice penale, il codice di procedura penale. Non tutto questo, quindi non direi il contenitore e poi l'amministrazione della giustizia, ma questo senso di giustizia che dobbiamo avere. E secondo me anche questo potrebbe traslare sui ragazzi. Non so se poi lo condividete, magari chiedetemi e anzi ditemi, no, secondo me non è corretto per questo motivo, oppure non lo condivido per questo motivo. Ecco, io sono giunto a queste 2 formule matematiche. Perché? Faccio una premessa. Secondo me la matematica è fondamentale e tutta la nostra vita è matematica. Perché? Perché cos'è la matematica? È la relazione tra elementi. Cioè pensate a una proporzione, un'eguaglianza tra 2 rapporti, no? E anche la vita è matematica, è relazione non tra elementi, ma tra soggetti, tra persone. Non ci potrebbe essere nessuna società se non ci fosse relazione, ripeto. Quindi dal mio punto di vista è assolutamente che si può sposare questo concetto della vita come matematica. E adesso cerco di dire quello che secondo me è la giustizia come matematica, ovvero la giustizia è una funzione inversa. Allora, la giustizia è F fratto, aperta parentesi, 1 fratto gli interessi individuali. Allora, quando noi parliamo con gli altri, ci devono essere, secondo me, alcune cose come prerequisiti. E quando si parla con i ragazzi, ma perché tu pensi sia giusto questo, sia giusto quello? Perché è giusto questo? Perché è ingiusto quello? Ovviamente, quando uno parla, dovrebbe essere competente di quello che dice. La prima cosa, la professionalità rispetto al contenuto. Qui vi lancio così un amo, andatevi a vedere quello che ha detto Umberto Eco al riguardo, quando gli hanno dato la laurea honoris causa all'Università di Torino alcuni anni fa, no? Perché anche qui è cambiato il mondo con i social, perché adesso chiunque pensa di poter parlare con chiunque di qualsiasi cosa. Quindi c'è l'azzeramento della competenza, della professionalità. Ma domanda, io posso mai parlare con un ortopedico del tendine d'Achille di come si fa quell'operazione? No, perché non ho le competenze per. Allora, la prima cosa, lui poi Eco diceva, una volta c'era sempre uno che lo mettevano nel bar in fondo, no? Lo scemo del villaggio, e diceva "ta stupid, sei stupid", come diceva lui in piemontese, no?
Adesso invece pensa di poter disquisire con il premio Nobel allo stesso livello. Ecco, questo purtroppo è il mondo nel quale viviamo e anche tanti messaggi che passano sui social piuttosto che in televisione, dove tutti parlano di tutto allo stesso livello. Ma ripeto, io non potrò mai parlare del tendine d'Achille con un ortopedico, di come si fa l'operazione. Quindi bisogna, come prerequisito, secondo me, anche dire no, io non parlo di questo con te. Perché? È perché tu non hai le competenze per disquisire. Non è che sei più o meno intelligente rispetto a me, ma che senso ha che io parli del tendine d'Achille? O, non so, del bosone con il premio Nobel, Parisi. Non ha senso. Mentre questo è un limite della società nella quale viviamo. Allora, dato per acquisito che uno per parlare deve avere competenze, questa è la premessa indispensabile, ma se poi uno ha competenze, cos'è la giustizia? E secondo me, chiedo a voi cosa ne pensate magari nel break che faremo tra un po'. È una funzione inversa degli interessi individuali, ovvero a parità di condizioni, ceteris paribus, che tutti siamo competenti, che tutti siamo in grado di poter parlare di quell'argomento, eccetera, eccetera. Però, quando io apro bocca, sarò inversamente credibile in relazione agli interessi che tutelo. Io facevo questo esempio ai ragazzi. Che differenza c'è tra me e i vostri genitori? Perché loro si lamentano, no, dei voti che prendono 2, 10, no? Adesso io mettevo 2 senza problemi, adesso penso di essere un caso abbastanza clinico da questo punto di vista, no? Ma mettevo anche 10, perché se la tabella prevede scena muta, voglio dire, quello è il voto, oppure compito in bianco, non è che sia buono, cattivo, generoso o tiranno, no? Che differenza c'è tra i vostri genitori e il sottoscritto? Beh, qui secondo me l'insegnante, dicevo, è il massimo del meritocratico, perché quando uscirete dalla scuola, qualsiasi lavoro voi facciate, avrete una meritocrazia sicuramente inferiore, perché qui l'insegnante, voi non vi rendete conto, ma applica strettamente l'articolo 3, perché voi siate alti, bassi, magri, neri, verdi, gialli di carnagione, è la stessa cosa, assolutamente identico, ma là fuori non è così. I vostri genitori hanno interessi da tutelare perché devono vendere un determinato prodotto, devono cercare di salire nella scala gerarchica dell'ufficio, dell'imprenditore, della banca, dell'assicurazione, di dove viene a trovarsi. Noi abbiamo la fortuna di non avere niente di tutto questo, perché noi non dobbiamo scalare nulla e non abbiamo nessun interesse a dare il 3 o il 10. E da questo punto di vista io penso che l'insegnante sia credibile anche per questo, perché i suoi interessi sono 0 tendenzialmente, non ha interessi, se non quello di dare giustizia relativamente a un percorso di crescita, una performance e così via. Quindi secondo me la giustizia è la funzione inversa degli interessi individuali, partendo dal presupposto che uno per parlare deve avere competenze. E chiedo a voi, ecco, prima di arrivare a questo, penso, non lo so, si possono fare tanti esempi, non so, sulla giustizia si può andare a Sofocle, a Antigone e Creonte, tanto per fare degli esempi molto belli, no? Di tragedie greche, di Antigone che vuole dare sepoltura al fratello, contro la legge, dura legge del padre Creonte, no? Quindi uno deve applicare la legge o deve fare la cosa giusta. E anche qui c'è il conflitto, no? E ci sono tantissimi esempi che potrebbero essere portati. E anche la solidarietà, secondo me, è una funzione matematica, e la solidarietà che poi andremo subito a vedere in Costituzione, che è un dovere, il primo dovere, no? Messo. È una funzione inversa della ricchezza, anche qui a parità di condizioni. È una funzione inversa, non lo so perché. Perché l'uomo è un animale homo homini lupus, voglio dire, da questo punto di vista, da Hobbes, prima ancora da Plauto nel 200 a.C., poi Hobbes 2000 anni dopo, e da questo punto di vista l'uomo tende a fare tutto per sé, no? Ha questo lupo dentro di sé. Però io, non so, ricordo
appunto che ci sono degli esempi contrari. Io ho visto nella mia vita, non so, ditemi voi nella vostra, un'applicazione del Vangelo di Marco, della vedova che lancia 2 monete che sono tutto quello che ha. Quindi non dà il superfluo come gli scribi farisei, ma semplicemente il tutto, no? Quindi si assiste anche in tema di solidarietà a tanti che danno anche cifre significative che comunque sono il superfluo rispetto al tutto, mentre i poveri normalmente sono molto più generosi pro quota, proporzionalmente parlando, mediamente, non sempre, ma mediamente, di chi invece è molto ricco. Ecco, queste secondo me sono 2 formule di tipo matematico, ripeto, che io vi sottopongo all'attenzione, poi ditemi voi cosa ne pensate al riguardo. Andiamo avanti velocemente perché non ci sarà tantissimo tempo, perché le cose da dire sono molte, e andiamo ai diritti e ai doveri. Allora, qui abbiamo diritti e doveri. E io volevo appunto fare anche qui un rapido recupero storico dei diritti. Per esempio, il diritto alla felicità e poi i doveri. Allora, il diritto alla felicità sono tutto sommato divisi in 3 macro classi. Un diritto che è presente nella Costituzione americana del 1787, quella francese del 91 e la nostra del 1948. Allora, cosa dire? Che questo diritto alla felicità è molto più antico delle Costituzioni moderne, no? Risale ai greci, a Platone, Epicuro, poi agli illuministi, no? La felicità razionale, che da felicità individuale dei greci come soddisfazione individuale passa alla soddisfazione collettiva, anche se questo non è vero per quella americana. E qui apro un altro discorso tra un po', perché è scappato. Allora, la Costituzione americana praticamente segue la dichiarazione di indipendenza del 1776, le 13 colonie inglesi che si staccano dalla madre patria a Filadelfia e danno vita alla Costituzione americana. Queste 13 colonie sul lato dell'Oceano Atlantico, sul lato est dell'America. È una felicità individuale. Benjamin Franklin chiese inizialmente vediamo chi non mi ricordo, a Gaetano Filangieri, che era un filosofo napoletano, cosa ne pensasse di questa bozza di dichiarazione di indipendenza. E Gaetano Filangieri sostituì l'espressione che aveva messo Benjamin Franklin del diritto alla proprietà con il diritto alla felicità. Per dire cosa? Che è connaturato agli americani il diritto alla felicità inteso come diritto alla proprietà. Secondo me molto, molto, molto riduttivo come concetto di felicità. Però si poggia su cosa? Si poggia sulla storia e sulla cultura naturalmente inglese. E da John Locke del 600, metà del 600, e della cultura liberista di John Locke, che poi diede la stura a tutti i successivi, penso ad Adam Smith e tutti gli altri, c'era l'eguaglianza, anche qui matematica, in termini di proprietà uguale felicità. Quindi c'è questo desiderio di essere proprietari di beni materiali, mentre sappiamo che l'aspetto spirituale è molto trascurato in loro, mentre per me è una parte fondamentale per la felicità. E la felicità individuale veniva vista, ripeto, partendo da questo incarnato che hanno da John Locke in avanti gli inglesi,
del liberismo più sfrenato, poi dagli economisti inglesi Adam Smith, delle politiche dell'SFR e così via, come proprietà individuale uguale felicità individuale. E il diritto all'isolamento, cioè io ho il diritto ad isolarmi dagli altri. E quindi questa Costituzione, se vogliamo, ha un'accezione negativa. Io posso fare tutto quello che non nuoce agli altri, non quello che aiuta la comunità a progredire, ma tutto quello che non nuoce agli altri, perché al centro di tutto c'è l'individuo singolarmente considerato e preso, e non la polis, non la comunità. Questa è la differenza fondamentale tra, da un lato, la Costituzione americana e quella francese e italiana. Quindi anche il concetto che poi qualche buon tempone in Italia voleva inserire di diritto alla felicità, per me è una sciocchezza. Perché? Perché è un'accezione che io reputo negativa, perché viene incardinata sull'individuo, sul singolo, mentre per me non ci può essere felicità se non collettiva e comune, come anche quella francese prevedeva, ovvero la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino del 1789 prevedeva proprio questo, ovvero sia la felicità è una felicità di tutti, è una felicità pubblica, non è una felicità individuale. E qui immediatamente nasce non solo il diritto ma il dovere. Nella Costituzione americana gli individui hanno tendenzialmente diritti e c'è al centro il singolo, non c'è al centro lo Stato, che si deve limitare soltanto a una supervisione e permettere a ciascuno, ovviamente, di fare esclusivamente i propri interessi. E anche qui c'è un'altra cosa per me molto bella che ha detto Zagrebelsky, vi invito a leggere i suoi testi, che noi non possiamo copiare o scimmiottare quello che è previsto in Costituzione americana, perché significa decontestualizzarci e togliersi così dal nostro passato e togliere la nostra storia. Perché? Perché questa è una Costituzione, come dire, territorialmente vuota, quella americana. Perché? Perché pensate, a fine Settecento arrivano gli inglesi, cominciano nelle 13 colonie da Boston giù e il territorio e viaggiano verso ovest. Quindi il concetto di acquisire proprietà, di non rispettare nessuno per il semplice fatto che non c'è nessuno, a differenza dei nativi. Ma i nativi ovviamente devono essere naturalmente tranquillamente ammazzati senza problemi. Quindi c'è un concetto di felicità individuale come vuoto che ciascuno può e deve riempire, perché il territorio è tendenzialmente infinito. Ci sono 5.000 chilometri dalla costa, da Boston a Los Angeles e San Francisco. Quindi capite bene che praticamente c'era un territorio vastissimo da conquistare. Tutto questo non funziona in Europa, perché è già piena. E addirittura adesso viviamo in un altro mondo ancora più pieno. Cioè non è piena solo l'Europa, da sempre piena, tant'è che è il vecchio continente, ma tutto il globo è pieno. Quindi il fatto che non ci siano terre da conquistare al di là forse dell'Oceania, ovviamente, che rispetto sicuramente ai 50 milioni di abitanti è ancora una terra di conquista, anche se probabilmente non c'è molto da conquistare perché è terra desertica. Però tendenzialmente il mondo è un mondo pieno. E quando c'è il mondo pieno, naturalmente, io non posso rivendicare diritti e andare avanti continuamente, ma devo compendiare i miei diritti con i miei doveri, che sono, ripeto, i diritti degli altri. La Costituzione italiana del 48, all'articolo 3, non parla di felicità, ma parla del pieno sviluppo della persona umana. Quindi la nostra Costituzione non parla di felicità. Però quando parla che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, e dice le 7 eguaglianze, praticamente dice che ognuno può naturalmente fare quello che ritiene, ma nel rispetto dell'altro, non ci sono differenze, e da questo punto di vista il secondo comma è
il passaggio che vi dicevo. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di fatto la libertà e l'eguaglianza, e questo l'articolo 3, vi è stato spiegato anche l'altra volta, è l'eguaglianza non di diritto ma di fatto. L'eguaglianza impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, naturalmente, all'organizzazione politica, economica e sociale, che sono i tre termini che poi vengono usati, PES, politica, economica e sociale, anche sulla solidarietà. Gli stessi termini dell'articolo 2, PES, sono anche l'articolo 3, politica, economica e sociale. Quindi noi abbiamo questo diritto non alla felicità, ma al pieno sviluppo della persona umana intesa in senso lato, in senso materiale, ma sicuramente altrettanto importante in senso immateriale o spirituale. Questo è quello che prevede la nostra Costituzione. Per quanto riguarda i doveri, ecco, i doveri inconcepibili, naturalmente, anche per noi fino a poco tempo fa, non sono doveri solo presenti, che sono quelli sui quali andrò tra un attimo, ma sono addirittura anche quelli futuri. Bellissimo questo passaggio. Cioè i doveri non sono solo quelli presenti, ma sono anche quelli futuri. Sono naturalmente, come vi dicevo, i diritti degli altri, ma il nuovo articolo 9 appena cambiato è proprio in questa direzione. Allora, noi tante volte si dice che il mondo ci viene concesso dai nostri genitori perché noi lo si preservi per i nostri figli, ma c'è qualcuno che dice qualcosa di diverso, e io sposo più questa seconda teoria, ovvero che il mondo, il globo, la terra ci è data in prestito dai nostri figli, non ci è data in eredità dai nostri genitori, ma ci è data in prestito dai nostri figli. E l'articolo 9 proprio questo dice, per la prima volta nella storia, mai l'aveva detto. Se andate a vedere l'articolo 9, terzo comma, dice, noi abbiamo dedicato 2 anni all'articolo 9, uno sul paesaggio come festi della Costituzione e uno sulla ricerca scientifica e tecnica. Il nuovo articolo 9 al terzo comma dice che la Repubblica, quando poi parla di Repubblica, la Costituzione, vuol dire tutti noi. Ecco, anche qui un passaggio importante per me. Quando voi dite ai ragazzi, non so, non buttare le carte, facciamo la differenziata, oppure andiamo a fare la raccolta, non so, delle immondizie in giro per il paese, ciascuno nei propri paesi, non facciamo altro che dare applicazione all'articolo 9. Perché quando dice che la Repubblica tutela l'ambiente, noi dobbiamo far passare il messaggio ai ragazzi che la Repubblica tutela l'ambiente vuol dire che ciascuno di noi deve tutelare l'ambiente. Cioè, compito di ciascuno. Non esiste lo Stato come entità, ma il comportamento individuale moltiplicato per 60 milioni di persone. Il terzo comma dell'articolo 9 dice proprio che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche, questo è il passaggio, anche nell'interesse delle future generazioni. Bellissimo. E addirittura per la prima volta qui si potrebbe discutere perché questa parte è sicuramente, ecco, anche qui chiedo un confronto con voi. Questa prima parte secondo me è indiscutibile, anche nell'interesse delle future generazioni, un po', voglio dire, quello che giustamente dice Greta Thunberg, no? L'ultima parte secondo me potrebbe essere più discutibile, perché dare rango costituzionale, perché quando si scrive in Costituzione vuol dire che c'è rango costituzionale alla norma, tutte le leggi a valle devono essere ovviamente compatibili con la Costituzione, se no vengono cassate dalla Corte Costituzionale. Ecco, qui comunque dà rango anche la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Allora, ci sono 2 discorsi che io non vorrei essere confuso e frainteso. Allora, il fatto di rispettare gli animali è sicuramente un atto dovuto. Io potrei avere delle riserve e naturalmente mi attirerò addosso delle critiche, ma come sempre non mi nascondo.
dare lo stesso rango nello stesso comma, il terzo comma dell'articolo 9, alle future generazioni, alla tutela dell'ambiente delle future generazioni, che sono le persone, e sulla stessa riga equiparare la tutela degli animali, secondo me la cosa potrebbe essere discutibile, nel senso che io comunque nella vita sono sempre andato avanti così e non cambierò certamente la mia veneranda età in uscita da questo mondo. Reputo che comunque debba esistere una scala di valori, come la scala che abbiamo a casa. Il primo piolo e l'ultimo non sono uguali. Io rifiuto sistematicamente la dittatura del relativismo, per cui tutti siamo uguali e tutti hanno la stessa importanza, perché se tutti hanno la stessa importanza, nulla ha più importanza. Quindi, dal mio punto di vista, sicuramente l'interesse delle future generazioni, sicuramente dice la legge disciplina, e anche qui per la prima volta, le forme di tutela degli animali, però si apre un altro capitolo. Chiedo alla regia cosa facciamo, se facciamo un break di 5 minuti, diamo spazio alle domande, perché non posso tirare. Noi rigiriamo la domanda ai corsisti, in tal senso straks, vedo bisogno di una polse, vedo voi di rispondi a che dos domandi su una, magari era anche una provocazione, no? Sugli giudizi, sui vots di metti ai fantaz, no? Vedo voi di condividi. Considerazioni così, in libertà, in base alle vostre esperienze. Naturalmente io non sono un campione statisticamente rappresentativo del fenomeno medio insegnante medio, perché votavo praticamente quasi solo sempre nei collegi docenti contro le quasi unanime proposte, molto spesso, quindi voglio dire, non mi spaventa la cosa, ecco. Ditemi voi qualche considerazione di qualsiasi tipo sulle cose dette. Sì, qui nessuno ha la verità in tasca, cioè sono anche queste ultime che ho fatto, semplici considerazioni personali sulla base del vissuto di ciascuno di noi, sui valori di ciascuno di noi, su quello che, in cui ciascuno di noi crede. Cioè non esiste nessun dogma. Beh, visto che le vedo timidutis, usgnot, possiamo chiedere Erano più vivaci con il mio collega? Insomma, abbiamo due serate diverse, mettiamola così. Possiamo chiedere quanti di loro effettivamente parlino di Costituzione, poi chiaramente con i bambini dell'infanzia è impossibile, ma magari no, abbiamo anche primari e qualcuno delle secondarie, possiamo provare a chiedere quanti... Sì, adesso infatti arriverò grandi... sulla parte più, direi, spendibile, però mi piaceva anche fare così un cappello introduttivo, anche di tipo formativo per gli insegnanti, che anche per l'attualità che si vive, per i discorsi che si fanno, per le trasmissioni televisive che si vedono, per i social che si seguono, secondo me, ecco, avere qualche spaccato magari diverso. Non so, per esempio, avete qualche considerazione su questo articolo 9 che vi ho detto? Ah, poi mi sono dimenticato un'altra cosa, sulla dignità umana, non è solo l'articolo 3, ma è anche l'articolo 41, no? L'articolo 41 assieme al 9 sono stati modificati lo scorso anno e dice che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale in modo da recare danno, e queste sono le parole nuove, alla salute e all'ambiente. Prima non c'erano, mentre c'erano le altre tre, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Ecco che la dignità umana quindi non rientra solo nel 3, ma anche nel 41. E nel nuovo 41 c'è l'introduzione anche di queste parole, che l'iniziativa economica non può svolgersi in contratto con l'utilità sociale in modo da recare danno, parole nuove,
alla salute e all'ambiente. La salute, vi ricordo, poi è tutelata dal 32 e sappiamo tutti cosa sia successo con il Covid per il 32, no? Anche qui è un interesse della collettività, della società tutta, ma è un fondamentale diritto anche dell'individuo. Quindi conciliare un fondamentale diritto dell'individuo e un interesse pubblico collettivo, capite che non è facile. E durante il Covid il problema si è posto, forse per la prima volta negli ultimi 75 anni della Costituzione così forte. Comunque ecco, anche la dignità umana non solo è messa nel 3 ma anche nel 41 nuovo, anche se questa parte era già vecchia, però la parte della salute e l'ambiente è nuova. Ecco, non so, qualche riflessione per esempio sul fatto che i doveri... Sì. Mi sente? Sì, sì, prego. Dunque, non la vedo ma la sento. Io ho provato a accendere la telecamera ma non capisco. No, adesso la vedo. Ah, mi vede? Ok. Sì. Dunque, io volevo intervenire rispetto all'articolo 9. Lei diceva che nell'articolo 9 diciamo, c'è per esempio la raccolta differenziata, e questo è un argomento che a me preme molto. E cosa succede? Io lavorando a scuola, sia all'infanzia sia alla primaria, mi sono resa conto che viene fatta la raccolta differenziata, ma poi diciamo, i collaboratori buttano tutto insieme. Cioè è una presa in giro, perché ci sono i bidoni separati della carta, del vetro, eccetera. E poi una volta che passano i collaboratori buttano tutto insieme. Allora questo ne avevo discusso anche con delle mie colleghe, no? Perché dice ma noi ci sforziamo di insegnare ai bambini questa cosa, poi se uno va a vedere questa cosa non avviene. E le scuole sono tante e se in ogni scuola invece si facesse la raccolta differenziata forse sarebbe meglio. Ma c'è un problema di, come dire, di soldi, ecco, perché dice se i dirigenti non pagano di più i collaboratori, allora la raccolta differenziata non si fa. Ma questo dovrebbe essere un diritto sacrosanto prima di ogni cosa. Ecco, volevo solo... No, io cosa posso dirle? Che uno dei miei mentori è Peter Wilcock. Peter Wilcock era il capitano di Rainbow, la nave di Greenpeace, che ha solcato tutti i mari di tutto il pianeta, si è battuto contro tutti gli stati, il Giappone per le balene, eccetera, eccetera, e quindi è una persona molto, molto, molto libera. Però era capitano della nave e sa cosa diceva. Secondo me conciliare queste due cose è un mio riferimento costante. Da un lato essere sommamente liberi, totalmente liberi, e dall'altro essere organizzati. E lui diceva, una nave organizzata è una nave felice. Io passo sempre questo messaggio a tutti. Allora, per dire cosa? Che l'organizzazione non compete a lei, però chiaramente lei dovrebbe cercare per quanto possibile di ottenerla, sollevando tutti i problemi, perché se non c'è organizzazione, dal mio punto di vista, si ricordi, non c'è felicità. C'è la felicità in una struttura, naturalmente, non sto parlando di una scuola, sto parlando di un ufficio, sto parlando, non so, di un ministero. Una nave organizzata è una nave felice. Quindi, se non è organizzata la scuola, se la filiera non è sotto controllo, chiaramente dovrebbe essere riportata a regime e controllata dall'inizio alla fine, tutta la cordata, perché è inutile iniziare il primo, secondo, terzo, quarto step e l'ultimo step salta, perché a quel punto vanifica. E allora a quel punto non solo non è utile, non solo inutile, ma io dico sempre dannosa, perché lei mette in movimento tutto senza finalizzare la sequenza. Ma lei deve finalizzare la sequenza perché è chiarissima in testa l'organizzazione della struttura. Quindi questo purtroppo è il ruolo del dirigente, senza se, senza ma. Cioè non deve eccepire problemi economici o di altro tipo, cioè è lì per risolverli, non per avere come scusa questo. Ora non compete a me dire come, ma certamente un dirigente scolastico, il suo ruolo è organizzare il lavoro di tutti e ottenere il risultato finale, nel caso di specie ovviamente che dall'inizio parte e all'arrivo parta differenziata. Il come ovviamente poi compete a lui e non eccepire problemi economici, di turni, di mansioni, di mansionario, di cose di questo tipo, perché sennò non se ne esce. Cioè cercare di far capire il tutto.
cosa non sempre facile, cosa sicuramente, avendo vissuto per alcuni decenni la scuola, capisco perfettamente i problemi. Va bene, grazie. Prego. Altre cose? Comunque sì, è stato messo per la prima volta anche nell'interesse delle future generazioni la tutela dell'ambiente, quindi sicuramente il rango costituzionale è fortissimo. Quello degli animali secondo me si può discutere, ma qui voglio dire, ognuno ha le sue idee. Per esempio, non so, io ve la dico tutta, non ho problemi, adesso si cerca magari di sostituire ai figli i cani. E la qualcosa a me non va benissimo, perché io non posso equiparare due situazioni completamente diverse o comprargli il cappottino al cane e contemporaneamente c'è il poveraccio, il barbone che muore ai bordi della strada. Perché? Perché il cane è mio e allora devo fargli comprare le polpette super extra, mentre una volta mangiava di tutto quello che avanzava sulla tavola di casa, no? Mentre il barbone non è mio. Sì, ma c'è una differenza, che uno è un animale, l'altro è un cristiano. O un musulmano, un ebreo, un induista, la stessa cosa. Perché ritorniamo all'articolo 3, le 7 distinzioni. Non c'è distinzione tra le 7. Sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Tutto uguale. Ecco, qui si entra in un discorso che, ripeto, io la mia idea non voglio inculcarla a nessuno, non voglio che passi. Non so, la regia mi dica, facciamo 2 minuti di break, continuo senza problemi, come preferite? Chiediamo alle corsiste, io volevo farci minus di polse e dopo io din la seconda parte sarà che lui peade allora la didattica a Chamut porta queste esperienze qui fantastiche. Una polse, boh, facciamo una piccola pausa, 5 minuti e torniamo a chiatarsi. Va bene. Recupero un argomento, ovvero sia quello della felicità. Cioè noi viviamo in una società atomizzata. Cioè noi in Italia, tanto per fare un esempio, cioè non siamo 60 milioni di cittadini, ma siamo 60 milioni di individui. E questo messaggio, che è un messaggio culturale, un messaggio economico, di consumi, eccetera, purtroppo negli ultimi decenni è passato moltissimo. Quindi secondo me il ruolo dell'insegnante è anche quello di remare controcorrente, sapendo che la corrente va in tutt'altra direzione. Anche qui io non la condivido, perché ritorno al discorso di prima, anche dei francesi, cioè non esiste una felicità individuale. E dobbiamo far passare questo messaggio. Cioè, ragazzi, io non posso essere felice da solo se anche gli altri pro quota non sono anche loro felici. Questo, secondo me, poi va via di traverso in tutti i comportamenti che adottiamo. E andiamo ai doveri. I doveri possono essere di diverso tipo, morali, sociali, giuridici. Per esempio, quello morale l'abbiamo visto con le tragedie greche, no? Con Antigone e Creonte. Poi ci sono dei doveri in quanto appartenenti ad un gruppo di tipo sociale ed è il principio di accettazione. Perché? Perché provate a pensare un gruppo sportivo e qui anche qui il messaggio dovrebbe passare ai ragazzi, no? Cioè se io gioco in una squadra, se faccio il nuoto, basta che vada alle 6 di mattina, alle 8 quando apre, perché ci sono anche quelli che lo fanno la mattina prima di andare a scuola, che sono naturalmente a livello agonistico, basta che mi metta la mia corsia e vado avanti. Però quando si tratta di giochi di squadra, ovviamente non funziona così. Quindi il dovere è un dovere sociale e vige il principio di accettazione in quanto io rispetto gli altri e ottempero i miei doveri di appartenente a questo micro gruppo che può essere la squadra di basket, di calcio, eccetera. Ma può essere lo stesso discorso per un discorso culturale. Le varie associazioni culturali vanno avanti, penso non so, alla protezione civile, tanto per fare un esempio, perché la protezione civile si trovano in quel determinato giorno per fare quelle determinate esercitazioni, per andare ad assistere, non so, una gara ciclistica, podistica o, non so, la prossima settimana agli alpini, e quindi il fatto di appartenere alla protezione civile è un dovere che io vada quando mi chiamano, perché io non posso andare quando voglio,
a basket, a pallavolo, a calcio. Quindi in quanto io rispetto e ottempero i miei doveri, che sono di tipo di microcomunità, c'è l'accettazione del gruppo stesso, altrimenti vieni respinto dal gruppo in quanto non rispetti gli altri e non ottemperi i tuoi doveri. Quindi tu vieni accettato in quanto dei principi condivisi dal gruppo vengono poi rispettati dagli appartenenti al gruppo. Lo stesso per il gruppo religioso, provate a pensare, quindi può essere sportivo, può essere, anche qui potreste portare tanti esempi, culturale, potrebbe essere di tipo anche, non so, andare a fare delle passeggiate, non so, una determinata giornata alla settimana, di tipo religioso e così via. E poi ci sono i doveri giuridici, che sono i doveri di tutti, a differenza di quelli morali, che divergono da soggetto a soggetto, sono soggettivi, perché la giustizia, ricordatevi, a differenza della legalità, è soggettiva. La legalità è oggettiva, perché è il diritto positivo che esiste in quel determinato momento, in un determinato stato, che potrà essere cambiato, ma vige in quel momento. Il dovere morale no. Il dovere morale è soggettivo. Noi abbiamo in Italia 60 milioni di giustizie. Quanti siamo noi? Tutti abbiamo una percezione della giustizia diversa dagli altri, a differenza della legalità che è sempre una in quel determinato momento storico, che poi può cambiare. Pensate al divorzio, pensate all'aborto, pensate, non so, a obiettori di coscienza, a Don Milani, no? Che è finito sotto processo e poi condannato anche da morto. A proposito di Don Milani, la collega Carpi, se non vado errato, che faceva quel discorso sulla raccolta differenziata, a me piace ricordare Don Milani, magari se qualcuno vuole così citarlo ai propri studenti, perché in un passaggio molto bello ha detto: a cosa serve avere le mani pulite se le tieni in tasca? E quando noi andiamo a raccogliere la monnezza, ci sporchiamo le mani. Ma avere le mani pulite e tenerle in tasca non serve a nulla in una condivisione, in un concetto di polis, di comunità, di societas, della quale tutti siamo responsabili e di cui tutti poi andremo a beneficiare. Perché anche se io vivo in una torre d'avorio, in un castello, ma se fuori ci sono i briganti, a cosa mi serve avere la torre d'avorio o il castello? A nulla, perché non posso uscire. Quindi è nell'interesse di tutti che l'ambiente ovviamente sia godibile, fruibile da parte di tutti. Il principio giuridico è un principio funzionale che invece non appartiene a un microcosmo come quello sociale, di accettazione del gruppo, da parte del gruppo, ma è di tutta la società. Quindi tutti i cittadini allo stesso modo devono rispettarle, perché lo Stato deve funzionare. E quindi ci sono poi le sanzioni, ci sono le pene, che possono essere pecuniarie, pene detentive, delle più varie, codice civile, codice penale e così via. E questi principi giuridici permettono, e quindi il dovere di rispettare è fondamentale, perché da questo punto di vista, se c'è anarchia, non c'è funzionamento dello Stato. E qui deve passare il messaggio ai ragazzi, perché se io vado sulla strada e passo con il rosso e non rispetto il codice della strada, capite bene che immediatamente muoio io e muoiono gli altri. Quindi questo è fondamentale, perché venga capito che una limitazione nel comportamento di ciascuno di noi permette poi a tutti di vivere meglio e al sistema di funzionare. Su questi principi giuridici adesso ci soffermeremo, perché sono i doveri previsti in Costituzione e iniziamo a vederli, che sono quelli dell'articolo 2. Allora, sono pochissimi, sono direi 7. E quali sono i doveri del cittadino, non del suddito, come lo Statuto Albertino? Il primo è il principio di solidarietà. E vi ricordo che è un dovere inderogabile di solidarietà, 3 termini usa, PES, politica economica e sociale, come l'articolo 3 usa il termine PES, la solidarietà politica, economica e sociale. Quindi io devo essere solidale nei confronti di quelli che partono svantaggiati, che dice l'articolo 3 dell'eguaglianza. Perché? Perché anche l'eguaglianza deve essere un'eguaglianza di opportunità, non di risultati. Perché? Io dico sempre, usando una metafora, che è fondamentale che tutti noi si parta dallo stesso blocco di partenza.
quando facciamo i 100 metri, tutti dobbiamo partire dallo stesso blocco di partenza, ma questo non avviene nella società. Perché? E qui permettetemi un'altra metafora. Qualcuno parte avanti, qualcuno parte indietro. Non è il discorso dell'eguaglianza dei risultati, perché quello in una visione biblica è una questione di talenti. Cioè qualcuno comunque arriverà prima nei 100 metri piani. Non è quindi il problema dell'arrivo, il problema è della partenza. Cioè partiamo tutti dagli stessi blocchi di partenza? No. Perché qualcuno parte avanti e qualcuno parte indietro, perché dipende dalle condizioni di dove nasce, da chi nasce e così via. Io qui ho sempre detto ai ragazzi una cosa, voi dovete essere consapevoli, perché il ruolo dell'insegnante, secondo me, non è quello di dare voti o disciplina, ma è quello di dare consapevolezza, ex ducere, condurre fuori da uno stato di bambino, di infantile, verso l'età adulta. E quindi io dicevo ai ragazzi 3 cose. Voi siete come me, come i miei figli, degli assoluti privilegiati. Ma voi dovete avere la consapevolezza di essere dei privilegiati, perché se voi non avete la consapevolezza, come non ce l'ho io magari, di essere un privilegiato, sbaglio immediatamente. E allora non è mai abbastanza. I diritti non sono mai sufficienti. Cosa dicevo loro? Voi avete 3 privilegi di cui non siete consapevoli e a conoscenza, ma dovete rifletterci perché ce li avete. Voi non sapete quando nascete, da che genitori andate a nascere e in che area geografica andate a nascere. Ma ricordatevi, se voi andate a nascere oggi a San Daniele, a Maiano, Buia, a Fagagna o dove volete voi nel 2010, nel 2015, io nel 57 e così via, a San Daniele piuttosto che da altre parti, sono un assoluto privilegiato, perché se io fossi nato nel 500 d.C. o nel 1500, nel Medioevo, nel 400, se io vivessi oggi nel Chad o nel Burkina Faso, sarei in una situazione pesantissima di sopravvivenza. E anche qui in Italia oggi dobbiamo passare il messaggio che non tutti sono dei privilegiati come noi. Quindi abbiamo il dovere, il primo dovere, quello dell'articolo 2, della solidarietà, quindi del riconoscere l'altro diverso da me e ovviamente in situazione di svantaggio rispetto a me. E allora la domanda è: io cosa faccio per gli altri? Perché la situazione non può modificarsi senza un mio comportamento attivo, proattivo nel migliorare la società nella quale vivo. E ho questi 3 doveri, PES, politica economica e sociale, di spendermi, ed è un dovere inderogabile, che non può essere derogato, lo dice espressamente l'articolo 2. Politico è quello dell'articolo 49, riconoscere la diversità di opinione. Anche qui si apre un altro discorso, e permettetemi. Tutti i partiti sono ammessi ad eccezione di uno, e questo ovviamente ciascuno deve avere la conoscenza, non può essere ignorante al riguardo. Ci sono 11 parole nell'articolo 12 delle disposizioni transitorie finali della Costituzione che dicono che è vietata la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Quindi tutti i partiti ai sensi dell'articolo 49 possono partecipare, e questa è la solidarietà politica, riconoscere il diverso da sé, di appartenenza ad un partito, con un unico limite, questo. Perché poi tutta la Costituzione, oltre a questo aspetto che è espressamente detto, è tutta plasmata di antifascismo. Perché? Ma perché ovviamente il 39, piuttosto che il 40, piuttosto che il 49, parlo del diritto di sciopero, del sindacato, dei partiti, sono tutti ovviamente contro le leggi fascistissime che vi ho detto un attimo fa, nell'ora precedente. Quindi questo è il primo, l'articolo 2. Con questi 3 termini, solidarietà PES, politica economica e sociale. Poi altro, scusate, sono andato, altro è quello del 4, è un dovere. Il 4 è bellissimo, il lavoro viene trattato nell'articolo 1 e nell'articolo 4. Nell'articolo 1 è il cardine, il fondamento del nostro Stato. Su cosa si basa? Sulla realizzazione personale, e su questo concetto, anche se volete, di sentirsi felici, ma è chiaro che uno perde identità se perde il lavoro, e lo vediamo dai nostri vicini di casa magari, che soprattutto a una certa età sono troppo vecchi per trovare lavoro e troppo giovani per andare in pensione. Ebbene, questi rischiano di entrare in crisi esistenziali e di andare in esaurimento nervoso. Quindi l'aspetto fondamentale del lavoro è l'aspetto di ciascuno di noi che ci caratterizza. Addirittura noi abbiamo poi la patologia in Italia, a differenza di altri stati, che veniamo riconosciuti per quello che facciamo
alle Elmiedi, alle Scovaccin, il giardiniere. Cioè noi non siamo un nome e cognome, ma siamo la professione che facciamo. E questo, per esempio, in tutti i campi. E questo, se vogliamo, è anche un limite, perché la persona va oltre la professione, anche se la professione del lavoro è l'aspetto fondamentale. L'articolo 4 dovete far passare ai ragazzi il messaggio che non solo è un diritto, no? Ma è anche un dovere. E qui usa dei termini bellissimi la Costituzione, perché usa due aggettivi e poi sostantivi. Dice secondo le proprie scelte e le proprie possibilità. Allora, scelta vuol dire libertà e possibilità vuol dire riconoscere dei talenti diversi a ciascuno di noi. Cioè già riconoscere che ci sono possibilità diverse per uno e per l'altro. Non abbiamo tutte le stesse possibilità, perché qualcuno nasce, tra virgolette, con maggiori doti intellettive o manuali. E questo poi si ripercuote nella seconda parte dell'articolo 4, che dice che tutti hanno il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. È bellissimo. Perché? Perché ricordate che voi insegnanti, forse non ve ne rendete conto, o forse sì, ma voi concorrete al progresso spirituale della società, perché siete come esclusivamente, cioè allo stesso livello di un sacerdote o di una monaca, solo che loro pregano e pro quota concorrono anche loro, ma anche noi che facciamo gli insegnanti, perché noi non giriamo carte, noi formiamo persone critiche e libere nel pensiero e nell'azione di domani da cittadini adulti. Quindi noi perfettamente incarniamo questo articolo 4. Noi concorriamo al progresso spirituale della società, secondo le nostre scelte e le nostre possibilità. Perché, ripeto, abbiamo delle caratteristiche diverse, dei talenti diversi e abbiamo scelto di fare l'insegnante. Infatti io dico sempre, si sente che magari qualche insegnante dice ah sì, io sono, la categoria degli insegnanti sono dei falliti. Io ho detto sempre, tu se ti reputi tale vuol dire che non hai mai lavorato nel privato. Perché se tu avessi lavorato nel privato ti renderesti conto di essere un assoluto privilegiato, per n motivi, ma su questo non vado oltre. E quindi il lavoro è fondamentale anche come dovere, non solo come diritto, ma anche come dovere per concorrere, perché c'è il problema della società tutta e abbiamo il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale. Come? Con una scelta libera. Quindi scegliamo e abbiamo talenti diversi, quindi uno potrebbe applicarsi più nel pratico, nel concreto, uno più nell'aspetto spirituale e intellettivo. Questo non cambia. Il nostro padre costituente è eccezionale, cioè i nostri padri costituenti sono stati pazzescamente elevati. Tutta la Costituzione è stata pulita e ripulita da Concetto Marchesi, grandissimo latinista, e tanto per fare un esempio, andatevi a vedere questo libro di Zagrebelsky, avete un'analisi comparata alla riforma costituzionale promossa da Renzi. La nostra Costituzione, all'articolo 70, prevedeva, prevede 9 parole, è rimasta tale. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Finita. 9 parole semplicissime che anche un bambino può capire. Qui, se andate a leggere l'articolo 70 che era proposto, era formato da 451 parole, scusate, 717, di cui 451 prima di arrivare al punto. Ora capite bene che voi avreste bocciato subito qualsiasi studente che faccia un pensiero con 451 parole. Andatevi a vedere questo libro e avrete un'analisi comparata tra quello che c'è e quello che ci sarebbe potuto essere se fosse passata quella riforma. Si può fare un pensiero con 451 parole senza mettere il punto? O con rimandi ovviamente normativi costanti, al posto di 9 parole? Questo per dire che la nostra Costituzione è bellissima, e non perché lo dico io o non perché lo dice Benigni, piccolo inciso, Benigni poi aveva detto che era bello cambiare la Costituzione come aveva proposto Renzi, ma se aveva detto un attimo prima che era la più bella del mondo, delle due l'una, si sbagliava prima o si sbagliava dopo, ma questa direi è una considerazione. L'articolo 4, quindi vi dicevo, poi c'è l'articolo 30, anche questo è importantissimo, è un dovere dei genitori, ecco, non so, io vi butto lì poi delle riflessioni. Come insegnante io ho cercato sempre di sviluppare nei ragazzi la memoria,
che, come dice Daniel Pennac, non toglie al nulla ma aggiunge al tutto. Quindi non è che se uno esercita la memoria toglie qualcosa a qualcosa, no, aggiunge. E per esempio sul 30 c'è un acronimo che è facile da ricordare. Quali sono le mie responsabilità di genitore? Sono le mie. Mantenere, istruire ed educare i figli. E quindi anche con gli acronimi, secondo me, come con immagini, come schemi, colori, ma anche gli acronimi aiutano moltissimo, dal mio punto di vista. Anche qui magari non so se c'era il tempo per fare una riflessione. Comunque ha il dovere il genitore di le mie responsabilità mantenere, istruire ed educare i figli. Altro dovere costituzionalmente rilevante. Non voglio aprire un'altra finestra che non c'entra con il dovere, ma è quella dell'articolo precedente, ovvero sia l'articolo 29, che parla della famiglia e usa il termine società naturale matrimonio. Ecco, tutto il problema, secondo me, se si vogliono cambiare le famiglie, è comunque cambiare la Costituzione, perché non posso cambiare le leggi senza cambiare la Costituzione. Bisogna togliere un termine, società naturale. Termine naturale. Articolo 48, il diritto di voto è un dovere civico, non prevede sanzioni, ma il voto ovviamente, ritornando alle leggi fascistissime dove si poteva votare solo il PNF, il Partito Nazionale Fascista, adesso sono libere e democratiche e quindi non solo è un diritto ma è anche un dovere di partecipare. Poi c'è tutto il discorso del 50% abbondante che non vota più e qui si apre un altro capitolo sul quale ovviamente non insisto, però non solo è un diritto ma è un dovere. Cioè deve passare comunque il messaggio che anche se tu non vai a votare, ma anche se va al 20%, guarda che il 20% che legge e magari il 20% va a votare e prendono il 51% del 20%, quindi con il 10%, chi va su con il 10% o 11%, governa anche per gli altri 90%. Cioè questo messaggio deve passare, ti può piacere o non piacere, però comunque qualcuno governerà anche per te, quindi non solo è il diritto di votare, ma è anche il dovere di votare come cittadino. Anche questo è un problemone, l'articolo 52, ovvero la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, dice il 52. Qui si apre un altro problema, il combinato disposto dell'articolo 11 col 52 della guerra adesso in Ucraina, eccetera, eccetera. Allora, io dico solo una cosa, che attenti, non lo dico io, lo dice Zagrebelsky, che è un altro dei miei mentori, che dice non esiste il diritto e il dovere, attenti, di difendere gli altri. Quindi a questo punto di vista non c'è nessun dovere di difendere altri stati, ma di difendere la patria. Se l'Italia viene attaccata, poi questo è incontrovertibile. E poi l'articolo 11 di risolvere tutte le controversie internazionali, ovviamente con trattati, con accordi, con gli organismi come l'ONU. Qui poi si apre un altro capitolo, ma sul quale io non vado, che è la NATO e l'ONU. E se noi abbiamo titolo per intervenire in Ucraina o no. Il discorso, dal mio punto di vista, è che l'Ucraina non fa parte della NATO ad oggi, e quindi la NATO non può intervenire in un altro Stato, perché ai sensi dell'articolo 5 del Trattato NATO può intervenire solo laddove gli Stati nostri siano 31 attualmente attaccati, ma nessuno è dei 31 Stati attaccati oggi e quindi non può intervenire fuori, anche se purtroppo lo fa. Ma questo è un altro problema. L'articolo 52 parla di dovere di difendere la patria, ma di difendere l'Italia, il diritto di, attenti perché i termini sono fondamentali, di difendersi, non di difendere altri stati, perché su questi termini diversi si gioca tutto. E poi vanno letti insieme il 52 con l'11. Il prossimo anno, e qui vi sottopongo una riflessione, spero, auspico, che il prossimo anno noi si faccia l'articolo 53 della Costituzione come 11ª edizione del Festival Costituzione, che parla dei tributi.
E qui sui tributi voi potreste lavorare moltissimo, imposte, tasse e contributi. E sui termini che usa la Costituzione, che tutti hanno il dovere di pagare le imposte in ragione della capacità contributiva, e la capacità contributiva è un aspetto, l'altro è la progressività dell'imposta. Su questo termine progressività, anche qui potremmo andare avanti ore e ore, ma non è il momento e non è l'ora. Ma io vorrei solo sottolineare questo, che è per me importantissimo, l'articolo 53, che voi potreste naturalmente nelle forme che riterrete trattare con i vostri ragazzi, perché qui nasce il cittadino. Per me questo è il numero 1 di cittadinanza attiva. Perché? Perché dal mio punto di vista vi suggerisco, non so se volete farlo, ma di superare dei luoghi comuni del tipo ma se le imposte sono troppo alte è giusto non pagarle, e cose di questo tipo, perché non sarà mai abbastanza bassa l'aliquota perché uno sia disposto a pagarla. Io sposo quello che aveva detto Tommaso Padoa-Schioppa, che ha detto che deve essere comunque un piacere pagare le imposte. Perché? Naturalmente è una posizione di assoluta minoranza, perché io mi sento cittadino di questo Stato e non ladro di questo Stato. Perché nel caso contrario io sono ladro di questo Stato. Perché? Perché secondo me dovreste fare questa riflessione con i ragazzi, dire, ma se voi non pagate le imposte, lo sapete, se i vostri genitori non pagano le imposte, che voi oggi qui voi non potreste stare. Perché ognuno di voi, che studi non studi, venga promosso o bocciato, costa più di 8.000 euro all'anno allo Stato. Cioè questa struttura, perché giri, costa. E qualcuno deve pagare le imposte perché ci sono i bidelli, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, l'energia elettrica, i computer, eccetera. Cioè i pranzi non sono gratis. Questo messaggio deve passare. E allora chi lo fa girare l'istituzione scolastica? Qualcuno che paga. E quindi se tu, anzi ho sbagliato, se i tuoi genitori non pagano, tu devi essere un analfabeta che sta fuori da scuola, perché tuo papà non ha titolo per mandare te a scuola. Ma e anche le superiori, i contributi di 100 euro non coprono niente rispetto al costo di 8.000 euro. Altro esempio, sono stato male, sono andato in ospedale, ma guarda che se tu non paghi le imposte, tuo papà, tua mamma, tu devi morire fuori il pronto soccorso. Perché? È perché questo succede negli Stati Uniti. Io sono stato. Se non metti la carta di credito o in Sudafrica o in Israele o in Australia, tu muori fuori. Il nostro è uno stato sociale, invece, dove c'è l'SSN, il Servizio Sanitario Nazionale. Ma se tuo papà o tua mamma non paga, ovviamente io, tu, chiunque, dobbiamo morire fuori il pronto soccorso. Cosa c'è di strano? Tuo papà, tua mamma ha pagato un'assicurazione per avere una garanzia con la copertura assicurativa? Come funziona in questi stati? No, perché in questi stati funziona in questo modo. Noi facciamo con le imposte. Ma allora tuo papà, tua mamma ha pagato le imposte? No. Ma allora tu devi morire fuori dal pronto soccorso. Cioè non ti devi scandalizzare se gli ospedali non funzionano, perché tuo papà, tua mamma non ha fatto nulla perché funzionino. Non sento più niente io. Non sentite? Scusate, qualcuno ha detto che non si sente? Io sento bene. La regia cosa mi dice? Noi sentiamo. Bene, allora io provo ad andare avanti. Altro esempio, se la tua casa va a fuoco, la tua casa deve bruciare se tuo papà, tua mamma non pagano le imposte. Perché i vigili del fuoco, non è che il pranzo sia gratis dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco funzionano, operano, le botti escono, le autobotti, in quanto ovviamente tuo papà, tua mamma paga le imposte. Se c'è un ladro a casa tua che ti svaligia la casa, non devi chiamare la polizia o i carabinieri. La casa te la deve svaligiare, perché la polizia e i carabinieri ovviamente vengono in quanto qualcuno paga il funzionamento e l'operatività delle questure dei carabinieri di polizia. C'è questo senso di avere dei diritti senza dei doveri, e questo secondo me è il numero 1, perché uno Stato non può funzionare senza il pagamento dei tributi da parte di tutti. Poi qui c'è un altro vulnus notevolissimo,
che in Italia ci sono circa 200 miliardi, 120 di nero, 60 di corruzione, concussione e 'ndrangheta, camorra, Sacra Corona Unita e cose di questo tipo. Quindi il problema è l'illegalità, che deve essere ridotta ai minimi termini, non come quella attuale con la quale conviviamo, motivo per cui chi paga paga troppo, perché paga anche per chi non paga. Questo è il dramma. Ma far passare il messaggio che se tutti paghiamo quello che dobbiamo in quel determinato momento in base ai nostri redditi, piuttosto che in base al consumo, penso all'IVA o ai patrimoni per quanto riguarda la tassa di successione, che è la minore di tutti i paesi occidentali, detto tra le altre cose, lo Stato può funzionare. Ma io non posso eccepire che possa funzionare il vigile del fuoco, che possa funzionare un pronto soccorso, che possa funzionare un carabiniere, una polizia, una scuola, se tu non fai niente per. La domanda è: se tu vuoi questo, cosa hai pagato per? E questo dall'articolo 53, secondo me, l'architrave sul quale si regge, e purtroppo malamente in Italia da molti decenni, lo Stato, perché non è passato questo messaggio. Perché quando si usano dei termini che sono la distruzione anche etimologica dei termini, no? Del tipo, non so, facciamo pace fiscale, ma io non sono in guerra con nessuno. Se io pago le imposte, perché devo essere in pace con qualcuno? No? Non esiste questo termine. È la demolizione lessicale dei termini che passa, con tutti i condoni poi, che è un modo per avallare comportamenti non corretti, mentre noi dobbiamo fare passare il messaggio che tutti dobbiamo fare la nostra parte, hic et nunc, qui e ora, dove viviamo, nel posto in cui lavoriamo, affinché il pronto soccorso funzioni, affinché la scuola sia sempre più ricca, affinché la questura, i carabinieri, i vigili del fuoco possano operare nei rispettivi ambiti. E questo è il messaggio che deve passare agli studenti, che non devono pensare che lo Stato sia altro da noi. Cioè noi siamo lo Stato in quanto i comportamenti sono coerenti con il funzionamento, altrimenti lo Stato non potrà mai funzionare. E questo l'articolo 53 è una mia fissazione, ma è l'architrave, ritengo, sul quale poggia tutto il funzionamento o il cattivo funzionamento dello Stato. E quindi anche l'educazione dei ragazzi e nuove generazioni di portare acqua al mulino del funzionamento dello Stato e non pensare di evadere, perché il primo problema dell'italiano medio e parte anche dello studente, se c'è questa norma, come posso raggirarla? Quindi nasce il problema immediatamente dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale. Ma capite, perché non c'è educazione al senso di appartenenza. E l'ultimo articolo, naturalmente, scusate, è i pubblici funzionari. Anche qui non faccio commenti, ognuno li faccia in proprio, che voi che siete insegnanti avete lo stesso dovere di tutti, dal primo ministro, dal presidente del Consiglio dei Ministri all'ultimo degli ultimi dipendenti pubblici, di svolgere la funzione con disciplina e onore. È un dovere, non è un optional, non è qualcosa che si può fare o non si può fare, no? E questo è un messaggio, direi, non tanto per i ragazzi, ma forse, anzi sicuramente, per qualcun altro. Ecco, questi sono i doveri fondamentali del cittadino. In particolare mi soffermerei sul 2 fondamentale, ma anche sul 4. Sul 30 direi che è rivolta ai genitori, sicuramente il 48 con il discorso delle leggi fascistissime, il 52 in abbinata della difesa del proprio territorio, del proprio Stato e non degli altri, con l'11, questo batte con l'11, deve essere inquadrato con l'11, e il 53 che è fondamentale. Ma se questi sono i doveri dei cittadini, ricordatevi che esistono anche dei doveri della Repubblica. Allora, qui non entro nel dettaglio perché purtroppo sono tantissimi e il tempo è quello che è, ma non solo i nostri padri costituenti hanno declinato pochi, come vedete, doveri rispetto ai tantissimi diritti, sono quelli di prima, del cittadino, ma dice anche che la Repubblica deve, alle volte usa la Repubblica, alle volte l'Italia, alle volte lo Stato, e usa dei verbi diversi. Allora, per dire cosa? Per esempio, garantisce, rimuove, promuove, tutela, si conforma, ripudia, agevola, detta, rende effettivo, incoraggia.
Per esempio, garantisce. È un dovere della Repubblica. Garantire cosa? Beh, come dice l'articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, quindi il diritto alla vita, il diritto anche alla salute, il diritto alla libertà. Il diritto alla pari dignità sociale dell'articolo 3. E poi, sempre sul 2, riconosce e garantisce. Volevo dirvi che quando il padre costituente usa il verbo riconosce, se andate a vedere anche sul 5, sulle autonomie locali, dice riconosce. È un verbo fondamentale. Sapete perché? Perché vuol dire che quel diritto, attenti al passaggio molto bello, esiste prima dello Stato. Cioè quel diritto esiste prima del 48, della Repubblica Italiana. Quindi è un diritto naturale, cioè riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Cioè non serve lo Stato o la Costituzione italiana. E lo stesso l'ha messo anche nel 5, per esempio. Perché l'ha messo nel 5? Perché noi siamo una Repubblica con 8.000 comuni e ognuno ha il proprio campanile. Quindi è il riconoscimento della storia, riconosce l'autonomia e riconosce la storia degli 8.000 comuni, molto prima del 1948 o molto prima del 1848, lo Statuto Albertino, che è stato in piedi 100 anni secchi. Quindi è un dovere garantire da questo punto di vista i diritti inviolabili dell'uomo. Poi rimuove naturalmente, no, sono andato troppo veloce, rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di fatto l'eguaglianza e la libertà dell'articolo 3 che dice. Perché? Perché è un riconoscimento che mentre il comma 1 del 3 dice che tutti sono uguali con le 7 eguaglianze che vi ho detto, ma se quello è un'eguaglianza di diritto, di fatto sa immediatamente il nostro padre costituente che non è così. E quindi cosa fa di fatto? Deve rimuovere questi ostacoli affinché, come vi dicevo prima, usando la metafora, tutti possono partire dagli stessi blocchi di partenza, dato per scontato che l'arrivo sarà diverso. Qualcuno taglierà i 100 metri piani prima, qualcuno dopo, perché ovviamente i talenti sono diversi da parte di ciascuno di noi. L'importante è che non ci sia la partenza diversa, i blocchi devono essere tutti sulla stessa linea e quindi è compito della Repubblica rimuovere questi ostacoli, quindi è un dovere della Repubblica. Promuove, e qui sul promuove ci sono diversi articoli, il 4 sul lavoro che è fondamentale, perché è inutile dire che tutti hanno diritto al lavoro, ma se di fatto non promuovi le condizioni che rendono effettivo questo diritto, come dice l'articolo 4, è solo una declinazione di massima, ma tu devi agire, operare per rendere effettivo questo diritto al lavoro. Lo stesso dicasi per l'articolo 5. Non solo riconosce le autonomie locali, ma deve promuovere anche le autonomie locali. Quindi da un lato è il riconoscimento, quindi i comuni, tanto per fare un esempio, esistono da prima dello Stato, ma poi devo promuovere. L'articolo 45, anche quello è importante come dovere, è la cooperazione e le cooperative. Poi l'articolo 51, anche qui parla di questo termine, di questo verbo, promuove. Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Per esempio vi ricordo che fino agli anni 60 non si entrava in magistratura. Voi che siete, se non vado errato, tutte donne, se non sbaglio, mi dica la regia se ci sono uomini, ma di solito siamo una razza estinta come insegnanti. Ecco, anche qui naturalmente non si poteva accedere ai carabinieri, non si poteva accedere alla polizia, non si poteva accedere in magistratura. Adesso addirittura alcuni anni fa è diventata presidente Marta Cartabia, la prima donna che è andata al vertice della Corte Costituzionale. Quindi abbiamo sicuramente fatto passi in avanti. Da questo punto di vista, vi ricordate quello che dicevo all'inizio, che la nostra Costituzione è programmatica, è un programma che va avanti. Questa è una dimostrazione chiarissima del percorso in avanti, ma dal mio punto di vista state sicuri che il 36 è andato indietro. Poi tutela
Anche qui naturalmente la tutela delle minoranze linguistiche è fondamentale, la tutela della salute, e qui non solo è un diritto dell'individuo, ma è anche un interesse pubblico collettivo, no? Insieme il 32, sul quale tanto si è discusso in periodo di Covid. E il 35 parla di tutela del lavoro, il 37 a cui abbiamo dedicato lo scorso anno uguale delle lavoratrici, e il 47 è la tutela del risparmio. Poi un altro dovere, e usa altri termini, quello di conformarsi. Articolo 10, anche qui c'è un problema. Si conforma al diritto internazionale, no? L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Anche qui allo straniero viene riconosciuto quello che in Italia non viene riconosciuto. E il diritto di asilo, se non può esercitare naturalmente le libertà democratiche nel suo Stato, come qui. E quindi c'è un problema che io prima lo devo accettare qui e devo verificare se ricorrono i presupposti per dargli asilo politico, se no ovviamente non ha titolo e diritto per rimanere sul territorio dello Stato, ma se ha diritto perché nel suo paese non può esercitare le libertà democratiche di cui oggi noi godiamo qui, lui ha diritto di asilo. E questo è fondamentale. L'articolo 10. L'articolo 11 è altrettanto importante, e la Repubblica ha il dovere non di non partecipare, ma il ripudio di rigettare. Quindi c'è il rigetto totale della guerra per risolvere controversie internazionali, e l'ONU, che è l'unico deputato a risolvere controversie internazionali, dal mio punto di vista non la NATO, perché la NATO ha titolo di intervenire solo se uno dei paesi 31 che ne fanno parte è attaccato ai sensi dell'articolo 5 del Trattato NATO, ma non può intervenire in altri stati, anche se è intervenuto, purtroppo. Legasi in Serbia nel 99 o anche adesso in Ucraina. Qui si apre un altro dibattito, ma la mia domanda è, dal punto di vista giuridico, la NATO ha titolo giuridico per intervenire? Risposta sicuramente no. Se poi i piani sono altri, a me non interessano, io tratto l'aspetto giuridico. Il trattato NATO all'articolo 5 dice che un paese, se attaccato, deve essere difeso dagli altri. Non è il caso di specie. Agevola, l'articolo 31, altro verbo, è disatteso per moltissimo tempo. La Repubblica agevola con misure economiche la formazione di famiglie, anche numerose. È disatteso al massimo. Vi faccio un esempio. Se noi adottassimo per il combinato disposto del 53 col 31, come fanno in Francia, e applicassimo il coefficiente familiare, la natalità immediatamente andrebbe ad impennarsi. Noi abbiamo una natalità di 1,3, scarsissima. Sapete cosa fanno a proposito di tributi in Francia? Allora, se noi abbiamo una famiglia con 100.000 euro di reddito con 4 persone, paghiamo l'IRPEF, che è progressiva ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, il DPR 917. Ebbene, in Francia fanno diviso per 4, 25.000 euro a testa. In questo modo l'aliquota su 25.000, 25.000, 25.000, 25.000 è nettamente inferiore rispetto a una sola su 100.000, stante la progressività dell'imposta. Quindi sarebbe molto semplice e facile. Il problema è che da qualche altra parte ovviamente bisognerebbe prenderli, dare fastidio e disturbo a qualcuno, ma dare applicazione all'articolo 31, perché in Italia di fatto non è un assegno per il nucleo familiare che può far mettere al mondo figli con l'esiguità dell'assegno per il nucleo familiare. Quindi ci vorrebbero sicuramente interventi strutturali di lungo periodo, pesanti, a favore del fatto di favorire le famiglie numerose, e quindi questo è un altro articolo che è dettato sulla carta, ma di fatto dal mio punto di vista concretamente non si agevola, perché questo non è stato fatto. La Repubblica detta norme generali sull'istruzione, e qui un altro dovere. Ecco, qui poi vi rimando alle 11 parole del primo comma dell'articolo 33, e spero che anche voi condividiate la mia idea, che è il motivo per cui fate gli insegnanti. Le 11 parole che nessun dirigente scolastico vi potrà mai dire: l'arte e la scienza sono libere, libero nell'insegnamento.
io me le sono scolpite queste. L'arte e la scienza sono libere, libero nell'insegnamento. Vuol dire che voi, quando entrate in classe, non dovete rendere conto di niente a nessuno. Chiaramente dovete svolgere i vostri programmi, ma le modalità con le quali lo fate, nel rispetto ovviamente delle norme nazionali, sono totalmente autonome e libere. E questa è la grandezza, la bellezza dell'insegnante, l'autonomia totale. L'arte e la scienza sono libere, libero nell'insegnamento. Quindi nessun dirigente scolastico, nessun ministro e nessun ispettore ministeriale può sindacare da questo punto di vista. È chiaro che possono sindacare se arrivate in ritardo, se non consegnate i compiti, se non svolgete le lezioni, se ovviamente non siete organici nelle esposizioni, questo è un altro discorso. Ma le modalità con le quali trattate un argomento di storia piuttosto di matematica, ovviamente è la libera scelta vostra. E questo secondo me è la bellezza dell'insegnante. Rende effettivo... qui è un altro discorso. La Repubblica rende effettivo il diritto allo studio. Anche qui direi che non funziona come potrebbe, dovrebbe, perché, faccio un esempio, quando eravamo ragazzi noi, con le borse di studio e presalari, uno poteva laurearsi. Un presalario, quando ero ragazzo io nel 1976, anno del terremoto, uno o giù di lì, un po' prima forse, poteva comprarsi da 500 con il presalario. Adesso i presalari non permettono questo. Adesso mantenere un fuorisede o 2 fuorisede come figli, con i costi di fuorisede, è praticamente impossibile per una famiglia normale con un salariato. Una volta lo si poteva fare. Quindi le borse di studio non solo non sono andate avanti, il diritto allo studio non è stato assicurato, non è reso effettivo, ma c'è stata una regressione anche da questo punto di vista, come l'articolo 36 che vi dicevo. E l'ultimo incoraggia il risparmio. Quindi è compito della Repubblica incoraggiare il risparmio. Ecco, qui forse non c'è grosso bisogno, perché gli italiani già hanno autonomia, sono grandissimi risparmiatori e quindi non c'è un grosso problema. Diciamo che il problema sul 47 è la tutela del risparmio, cosa diversa, perché i problemi che ci sono stati, non lo so, penso alla Popolare di Vicenza e altri casi non proprio edificanti, per usare un eufemismo, ma penso a, non so, al caso Parmalat, tanto per fare un esempio, o altri, dove si sono polverizzati tutti i patrimoni di tutta la famiglia, che è andata a zero, perché ricordiamoci molto bene che la Banca d'Italia, la Consob, i revisori, il collegio sindacale ha dei doveri di interesse pubblico, perché ricordatevi che un ladro vi può rubare il portafoglio che avete nella borsetta e al massimo vi ruba 100-200 euro. Ma ci sono dei ladri che vi distruggono il patrimonio di tutta una vita. Voi l'avete accumulato, quando l'avete investito vi è azzerato immediatamente se avete fatto investimenti di questo tipo e non sareste gli unici. La domanda è stato fatto tutto? Secondo me no, da parte degli organi competenti per tutelare il risparmio, come prevede l'articolo 47, per il solo fatto che se così fosse stato, questi casi non ci sarebbero stati nella storia. Questi casi non capitano per caso. Faccio il caso, esempio, Parmalat. Erano stati fatti col fotocopiatore, con lo scanner, degli estratti conto falsi di banche. Capite che la domanda è: i controllori a tutti i livelli dove erano? Questo in estrema sintesi, ovviamente molto rapidamente, è la serie di doveri dei cittadini, pochi rispetto ai diritti, tanti, il motivo ho cercato di spiegarvelo, e anche i doveri della Repubblica che con verbi diversi dovrebbe comunque adottare tutta una serie di comportamenti volti, diretti naturalmente a far sì che questa pacifica convivenza civile sia possibile e che tutti possano insieme creare la felicità, perché la felicità è sempre e solo comune e collettiva, non sarà mai individuale. Ripeto, potrà essere individuale soltanto se uno si ritira in un eremo in montagna e vive da solo in mezzo alla natura, altrimenti impossibile in una polis. Questo è quello che purtroppo a piccole e veloci dosi ho pensato di offrirvi. Ditemi adesso voi se c'è qualche considerazione, qualche curiosità, qualche riflessione in autonomia, perché qui ovviamente anche questo è il senso di parlare in autonomia senza problemi.
Beh, intanto riporti i messaggi che chiati in te chat, lì che danno ragione, d'accordo su tutto, massime su ciò che è stato detto sull'articolo 53 dai tributi, che è stata mostrata in una maniera un po' sintetica, ma anche un po' chiara, veduta anche le argomentazioni che sono state date. Scusi, mi permetto solo di dire una cosa, è chiaro che non ha senso in questo contesto, in questa sede, parlare di due termini, che sono quelli del 53, capacità contributiva, che si aprirebbe un discorso molto lungo, e progressività d'imposta, ma è quello di trasferire ai ragazzi del perché lo Stato funziona, del perché non funziona e come. Cioè questi esempi secondo me sono importanti proprio perché nell'immaginario collettivo dei ragazzi restano, e poi naturalmente fare delle esercitazioni, utilizzare strumenti, sviluppare ricerche o quello che si vuole, però partendo da casi concreti. Chiedo Venia. No, l'ha fatto bene, l'ha fatto bene. Dunque, sono anche i ringraziamenti per il tema che è stato affrontato e per la maniera soprattutto che è stato presentato. Come vi ho detto, se c'è qualche domanda, qualche osservazione, si rendono anche conto che a ben che fosse in pochi, perché lo avevo detto, sono pochi, però... sì, però sono pochi ma pesanti. Disin che sono impegnativi, ecco, no? Ecco, io volevo intanto ringraziarla perché è stato veramente chiaro e appassionato, e questo è quello che ci ha proprio trasmesso. No, volevo farle una domanda. Parlando con i ragazzi, io sono alla scuola di primo grado, le medie per intenderci, ecco. Cosa ne pensa lei se parlando di doveri è più efficace usare forse il termine di responsabilità, cioè diritti e responsabilità come risposta, che diventa una risposta personale, la responsabilità a quelli che sono i diritti che io riconosco negli altri. Sì, sì, perfettamente d'accordo. Cioè, qui non è solo l'articolo 27 della Costituzione che dice la responsabilità penale personale, ma proprio questo discorso della responsabilità personale è fondamentale e va via di traverso su tutto. Quindi sì, lo dice il 27 per un discorso ovviamente pesantissimo che è quello penale, però prima di arrivare al penale c'è tutto un altro discorso, esatto, che comunque si basa sulla responsabilità, cioè io sono responsabile di quello che, che faccio o che non faccio e non posso mai crearmi alibi. Anche qui secondo me il messaggio che altri fanno, altri rubano, altri non pagano le imposte. La domanda è: io individualmente con la mia responsabilità cosa faccio, esatto, per o cosa non faccio perché funzioni o perché non funzioni. Cioè questo discorso è sicuramente alla base, alla radice. Poi il termine è assolutamente d'accordo, cioè sul discorso della responsabilità. E comunque, cioè io farei vedere i doveri come i diritti degli altri. Cioè io ho sempre, esatto, diritti, mai a vonde, no? Diritti. Sì, ma e che gli altri? E allora ecco che nasce immediatamente il dovere. Cioè il dovere non è che l'interfaccia, l'altra faccia la medaglia, cioè il diritto degli altri, cioè il diritto mio e il diritto degli altri sono le due facce della medaglia, solo che uno si chiama diritto e l'altro non si chiama diritto agli altri, ma si chiama dovere mio. Grazie. Prego. Comunque sì, qualsiasi cosa, voglio dire, anche sì, cioè riflessioni, facciamo un po' di brainstorming, un po' di riflessione in libertà. No. Allora, buonasera professor Mocchi. Buonasera. Guardi, buonasera. Allora, è stato molto interessante tutto quello che lei comunque ci ha esposto. Però è una mia considerazione quella che le sto facendo, però nell'ottica della realtà attuale, allora ritengo che i doveri comunque del cittadino non è che sono garantiti al 100% dallo Stato.
Allora, io direi che sarebbe, allora io sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, quindi questi discorsi, diciamo, non è che posso farli a dei bambini comunque così piccoli. Certo, mi collego al fatto della collega prima anche che ha parlato per la questione dell'immondizia indifferenziata, no? Ecco, e lì sì. Allora ci sono queste cose da poter fare, però appunto sono piena solidarietà con lei, nel senso che se noi facciamo comunque la distinzione con i bambini della plastica, dell'umido, della carta e tutto, poi appunto ci sono comunque le signore delle pulizie che prendono e fanno tutto un miscuglio, allora lì, ecco, allora diciamo che ci dovrebbe essere comunque un equilibrio, no? Però questo equilibrio dovrebbe partire comunque dall'esempio dello Stato, secondo me, nel senso che sarebbe bello approfondire i primi 3 articoli della Costituzione italiana, su cui in fin dei conti si basa tutto poi il vivere dell'essere umano, giusto? Ecco, perché se noi andiamo comunque ad analizzare parola per parola comunque di quello che questi 3 articoli dicono della dignità dell'uomo e comunque della sua parità, della dimensione comunque che lo Stato comunque non fa differenze né di razza né di religione né del tutto insomma della dimensione umana. No, non è così però nella realtà e comunque penso che i ragazzi comunque dalla seconda media in su queste cose le notino. Quindi sì, ok, è giusto parlare anche dei doveri che siamo noi i primi a doverli manifestare, in poche parole, comunque rispettare, manifestare, giusto? Però dall'altra parte dico, se noi insegnanti spesso e volentieri diciamo che i bambini sono lo specchio dei genitori, a questo punto dico che i cittadini sono lo specchio dello Stato. Certo, ma è vero quello che dice, però io tengo questa porta sempre chiusa. Nel senso che, allora, beh, io per esempio sposo, non so quello che ha detto Paola Mastrocola in un suo libro, che ha detto non ho nessuna fiducia nelle nuove generazioni, virgola, perché conosco i loro genitori, punto. Questo per me è perfetto. Certo. Non so, potrei farle tanti esempi a riguardo. Però la mia domanda è, se lei apre quella porta dal famoso film, non aprite quella porta, cioè quella porta poi non si chiude più. A me di quello che succede fuori non interessa niente. Ritornando al discorso di prima della responsabilità, cioè io sono responsabile di quello che faccio, pur essendo pienamente consapevole che c'è imperfezione totale a tutti i livelli, ma non deve diventare un vulnus, non deve diventare un alibi perché io mi copra poi nei miei comportamenti. Cioè io ho la mia responsabilità, sapendo che fuori è pessimo da tutti i punti di vista, ma io quella porta non la apro. Nel senso che io faccio la mia parte, ora e qui, e consapevole di tutti i limiti che ci sono fuori. La mia domanda è, tanto per dirne una, ma se lei arriva in ritardo alle 8:10 o alle 8:07, può mai chiedere ai ragazzi di arrivare puntuali? No, perché lei non è un testimone credibile, punto. No, infatti, senza se, senza ma. Quindi certi discorsi a quel punto saltano immediatamente. Quindi la cosa fondamentale, secondo me, è la credibilità di ciascuno di noi per quello che fa, indipendentemente da quello che fanno gli altri, perché diventano un alibi poi per non far niente. Quindi da questo punto di vista io prendo atto, ho la consapevolezza che ci sono tante cose, però io rispondo di quello che faccio, cioè tu addebitami a me quello che faccio e io devo cercare di trasferire questo messaggio agli altri. Tu fai la tua parte. Se tutti remiamo nella stessa direzione, comunque qualche miglio o nel mare, qualche miglio nautico lo facciamo. Il discorso è che se si apre quella porta diventa o rischia di diventare un alibi per avvallare anche in me comportamenti non corretti. Non so, consegno in ritardo i compiti, non so, mi vesto magari in maniera non adeguata ad un'istituzione scolastica e poi chiedo ai ragazzi di, non so, di non avere degli abbigliamenti particolarmente idonei, non so, io dicevo alle ragazze, io tanta carne la vedo solo in macelleria.
Cioè, voglio dire, secondo me parte dai comportamenti di ciascuno di noi, se si è credibili o no. Poi l'imperfezione che c'è fuori, lo Stato che non funziona, tante cose che non vanno bene. Però il discorso è che ciascuno di noi, dove viene a trovarsi a lavorare, deve essere credibile per quello che fa, per come lo fa, e altrettanto trasferire ai ragazzi il discorso di prima della responsabilità. Cioè tutti devono essere responsabili pro quota, molto prima di arrivare al penale, affinché tutta la marea porti lontano le barche, verso il mare lontano, migliore di quello in cui siamo nati e rispetto al momento storico nel quale siamo nati. Ecco. Cioè questo discorso di remare nella stessa direzione, ecco, la mia paura è di aprire la porta, perché diventa un alibi poi su se stessi, quindi io non lo trasferisco mai ai ragazzi, cioè io rispondo di quello che faccio, di quello che dico. Poi quello che dicono gli altri, quello che fanno gli altri, risponderanno loro. Ecco, e poi va via di traverso, appunto, non so, sui tributi, sul lavoro, sulla solidarietà, su tante cose. Però il dovere individuale non è mai collettivo, è la sommatoria dei doveri individuali che poi cambia la cosa. Nel piccolissimo può essere anche l'individuo che comunque non riesce a scalfire, ma se facciamo milioni di doveri moltiplicati all'ennesima potenza, ecco che allora si va al largo con la barca. Io sono un po' diffidente e ho paura di aprire quella porta. Pur consapevole, cioè io per esempio, cosa vuole che le dica? Che io, forse perché vado a estinzione, sto per morire, ma io pensavo quando ero ragazzo io c'erano molte più idealità di adesso, ma prendo atto di questo. Cioè, e cerco in qualche modo di tenere botto e di andare controcorrente. Secondo me uno deve fare anche queste valutazioni, avere questa consapevolezza. Perché andava bene, perché andava male, non so. C'era questo senso di appartenenza alla comunità che adesso non c'è più. Ci si ritrovava fuori, si discuteva, ci si arrabbiava gli uni con gli altri, ci si tirava per i capelli. Adesso lei fa l'ikikomori, si chiude in camera, finita la storia. E questo è il dramma. Quindi superare anche questo individualismo che parte purtroppo da una diseducazione di relazione che parte dai bambini, dai ragazzi e poi diventa diseducazione di adulti nei comportamenti di adulti. Questo è il vulnus, il problemone che io vedo oggi. Sì, e non è che, voglio dire, io sia esente, anche, voglio dire, la mia famiglia vive questi problemi. Certo, condivido con lei questa cosa pienamente, perché comunque noi insegnanti questa realtà la viviamo comunque a scuola. Però insomma ritengo che noi cerchiamo di fare l'impossibile nel possibile, però se dall'altra parte poi abbiamo delle famiglie che comunque non è che agevolano appunto il lavoro dell'insegnante, ma anzi ne sentiamo di cotte e di crude, cioè vengono contro, purtroppo le generazioni cioè non dipendono dalla scuola, e questo è il fatto, perché no, ma infatti, la prima comunità educativa è la famiglia. Sì, ma poi è un'altra sciocchezza, no? Perché è sciocchezza pura. Cioè si vuole che la scuola sia perfetta in una società imperfetta, ma è lo specchio della società anche l'insegnante medio. Cioè cosa volete dagli insegnanti alla scuola se tutto fuori non funziona? Cioè anche la scuola giustamente non funziona, ma voglio dire, si chiede la perfezione in un mondo imperfetto. Ma perché mai la scuola dovrebbe essere perfetta se fuori tante cose non funzionano? Cioè è lo specchio, né più né meno. Poi si spera ovviamente che ci siano tanti che remino contro questo andazzo, però certamente non si può pensare a miracoli e certamente poi qui si apre un altro capitolo che è quello del riconoscimento non solo economico ma sociale. Io faccio per esempio questa analisi. Perché oggi, a differenza di 50 anni fa, anche gli insegnanti vengono picchiati come i medici? Io ho fatto questa riflessione. Sapete a che conclusione sono giunto? Perché gli insegnanti, non tutti ovviamente qualcuno, ma era semplicemente inimmaginabile 50 anni fa, come il medico che fosse picchiato. Perché gli insegnanti e i medici sono picchiati? Sapete cosa vi rispondo? Io sono giunto a questa conclusione. Che vengono picchiati perché la salute e il figlio sono un investimento. E gli investimenti per principio non possono mai essere a perdere, ma devono rendere. E quindi, se tu, medico del pronto soccorso, non mi garantisci il risultato di ridarmi la salute che io temporaneamente non ho, a me non interessa niente se io sono un codice bianco e passo davanti al codice rosso. Io ti picchio, perché tu mi devi garantire la salute.
perché voglio il mio risultato. E il risultato è l'investimento nella mia salute, non nel riconoscimento dell'alterità dell'altro. Lo stesso nella scuola. Non è che oggi si chiede mediamente che venga formato il cittadino e lo studente diventi competente. Ma io voglio il risultato indipendentemente da fatto che si applichi o non si applichi, che si impegni o non si impegni, che studi o non studi. Perché? Perché mio figlio è un investimento. E quindi se un investimento è ovviamente un investimento che deve rendere. Quindi tu non lo puoi bloccare. E quindi ovviamente ti picchio, non so, oppure qualsiasi cosa lui faccia, avallo i comportamenti. Se tu gli sequestri il cellulare, vengo in classe e magari faccio una piazzata. Cioè cose semplicemente inimmaginabili 50 anni fa. Perché è diventato un investimento, sia la salute che il figlio. Non qualcuno da educare e da formare, la salute non qualcosa che purtroppo non dipende sempre da me, ma io voglio comunque avere dei risultati. E questo è il mondo nel quale viviamo oggi. Ripeto, 50 anni fa era inimmaginabile che un insegnante fosse picchiato anche un medico. Adesso succede. Ma quale altre letture? Io ho fatto questa lettura. Non so, ditemi voi se avete altre letture, ma questo è quello che a me è venuto in testa. Un investimento. Salute e figlio, e l'investimento deve rendere, non può essere mai a perdere per principio. Sì, ma non lavora, e che mi importa? Tu mi devi rendere l'investimento. Ma c'è un codice rosso, deve passare prima di te. No, ti picchio perché arrivano i miei familiari e ovviamente devi andare tu dentro in pronto soccorso per prima. C'è questa follia, questa è una follia pura nella quale viviamo. Perché c'è l'egoismo all'ennesima potenza, c'è l'individualismo all'ennesima potenza, non c'è il riconoscimento dell'altro. Però dobbiamo in qualche modo anche cercare di remare in direzioni opposte a queste, cioè tenere botto, tenere la posizione, che sicuramente è molto onerosa e costosa. Cioè tutte queste cose sono costosissime e lo sapete meglio di me anche a scuola. Cioè tenere botto anche al dirigente scolastico che magari vuole certe cose solo perché il ministro gliele chiede. Ma io devo interfacciarmi con i ragazzi, io ho la mia missione con i ragazzi, a me delle carte non interessa o di quello che vuole il ministro. Però capisco i problemi perché li ho vissuti in diretta. Chiedo scusa, posso intervenire? Io, siamo qui per quello. Sì. Dunque, mi volevo collegare a questo discorso che stava facendo, che probabilmente sarà anche così che, diciamo, che c'è molto individualismo e c'è molto, diciamo, l'io personale, no? Il tornaconto personale. Però, non lo so, dalla mia esperienza, mi viene da dire anche che a volte certi insegnanti, certi medici non hanno la capacità empatica di mettersi diciamo, in contatto con diciamo, con lo studente oppure con chi sta male, perché la capacità empatica ti permette di entrare invece in un rapporto di comprensione. Quindi ci comprendiamo, secondo me c'è questa mancanza invece adesso nella società. E quindi tutto questo fa in modo che io, insegnante, do la colpa a te, famiglia, do la colpa a te, studente, io, medico, do la colpa a te perché io non ho colpa. Pare che nessuno ha colpa, però alla fine, nel momento in cui invece si crea l'empatia, ci si ragiona sopra, si capisce che la verità sta da entrambe le parti. Ma il fatto di potersi lavare le mani e di dire è colpa tua, non è mai colpa di nessuno, cioè pare che non è mai colpa di chi deve fornire un servizio. Io penso, io come insegnante fornisco un servizio e nel mio fornire il servizio ce la metto tutta. E per mettercela tutta entro in empatia con i bambini, con i genitori e cerco di comprendere quali sono a volte le situazioni, perché mica sempre le situazioni sono così semplici che uno dice vabbè, allora a casa non insegni l'educazione a tuo figlio, cavoli tuoi. E allora la società va così. Invece, secondo me, parlare, capirsi, comprendersi è alla base, sarebbe alla base di una futura società che, come dire, diventa positiva. Ecco, questo è il mio pensiero. Sì, io non sono la persona più adatta a risponderle, nel senso che io non è che sia molto empatico. Non so, per carattere, per formazione, per educazione, per vissuto, cioè
Non lo so, non so cosa dirle. Io cosa posso dirle? Che su questo argomento io avrei delle titubanze, delle cose un po' che mi lasciano perplesso. E le dico una cosa. Anche gli ultimi anni, prima di lasciare l'insegnamento, io dicevo agli insegnanti e non ai genitori, perché non ho mai avuto modo di dire questo che sto per dire a voi, però questo era il mio pensiero. Cioè, se voi trovate un insegnante empatico, come si suol dire, lavategli i piedi e bevete l'acqua. Nel senso, ringraziatelo. Ma, è qui il passaggio, se non trovate un insegnante empatico, non dovete colpevolizzarlo. Perché? Ma perché io non sono entrato nella scuola per empatia o perché ho superato un concorso di empatia. Cioè io ho superato un concorso perché ho avuto una certa formazione e mi hanno abilitato all'insegnamento di una certa disciplina in un ambito di educazione. Poi ripeto, qui entra un altro discorso personale. Io penso di essere, poi è tutto relativo, penso di essere una persona normale e non ho mai avuto empatia con nessun insegnante. Nel senso che secondo me se c'è tanto meglio, ma non bisogna colpevolizzare. E anche il medico, cioè il medico non è uno psicologo, l'importante è che mi faccia il tendine d'Achille o l'operazione a cuore aperto. Se poi anche mi viene a trovare il giorno dopo o 2 giorni dopo, io sono così grato, lo ringrazio, andiamo a bere il caffè, stiamo meglio. Ma il mio discorso è, ma il medico perché è entrato in sala operatoria a fare l'operazione a cuore aperto? Cioè, e me l'ha fatta. Cioè, non vorrei che questo aspetto prendesse il predominio, diventasse la cosa principale rispetto all'altro. Secondo me quello che è fondamentale invece è la testimonianza. L'empatia, io ripeto, non sono particolarmente empatico, però io credo invece fortemente nella testimonianza, cioè lei deve essere un testimone credibile, che è un concetto diverso. E certo, e su questo ci siamo, ma secondo me, per come la vedo io, insegnare è una missione, come fare il prete, devi avere la vocazione. E se non c'è questa vocazione, e se c'è questa vocazione, allora tu porti sia la passione di quello che insegni, ma la passione deve essere accompagnata per forza da un entrare in sintonia con chi hai davanti, perché altrimenti tanto vale che apro un video, mi guardo un video adesso su YouTube dove mi insegnano a fare le cose e sono a posto. E perché adesso, qual è il problema di adesso? Non è il fatto, sì è vero la società va tutta un po' così a rotoli, ma il fatto è che adesso le informazioni che noi, come dire, diamo ai ragazzi, i ragazzi le potrebbero prendere dove vogliono. Invece non è l'informazione, cioè certo è importante l'informazione che uno dà, come la dà, ma è importante il rapporto, perché ripeto, io altrimenti vado su YouTube, ci sono migliaia di video dove mi spiegano in tanti modi diversi tutte le cose. Io potrei non andare a scuola, ma imparare tranquillamente da YouTube. Quello che voglio. Ma la relazione fisica, la presenza è imprescindibile. Appunto, questo YouTube non è glielo la darà relazione mai. fisica. Ma è quello che stiamo dicendo, è la relazione fisica l'importante, Sì, ma la relazione fisica non è che io però, ecco, entro in testo lei e leggo un libro. lei ha una visione io leggermente diversa. Lei la mette molto sull'empatia, io la metto molto sulla testimonianza e la credibilità dei comportamenti. Forse no, ma in medio sta questa una è via di anche, mezzo. anche questa è empatia, perché io mi comporto in un modo e do l'esempio agli altri di come ci si quello comporta. è tutto per me. Le parole sono chiacchiere. Assolutamente. La testimonianza è Certo, quella che resta, le parole non restano. Sì, certo. Su questo infatti scusi, vuole che le dica un'altra cosa? Dal mio punto di vista, noi siamo pieni di insegnanti e di professori e non abbiamo maestri. Sì, non abbiamo, perché un insegnante è anche un educatore, certo. Quindi non può semplicemente andare lì, aprite il libro a pagina 5, leggiamo, finito. Perché non è questo, cioè il portare la materia vuol dire il portare la passione, come ha fatto lei in realtà oggi, la passione per quella materia e farmela arrivare proprio a pieno.
E questo è fondamentale. Le faccio ancora un esempio e poi chiudo, non voglio trattenervi. Io per esempio sono stata operata di 2 tumori al seno. Quando andavo a fare le visite mi trattavano con un pezzo di carne. È vero, mi hanno curata, grazie, ma nel momento in cui ero lì, cioè ti senti così male che dici, boh, vabbè, ok, sono qua, forse mi tengono per la scienza, mi provano, mi punzecchiano, perché così, come dire, sarà utile per il futuro. Perché anche lì manca l'empatia, manca il contatto, manca l'entrare in sintonia con una persona, anche fosse per 5 minuti, anche che ti chiedo come stai, non mi interessa magari come stai, però è proprio questo quello che, diciamo, il fulcro, secondo me, della società che manca. Vabbè, ma è chiaro che noi non possiamo timbrare cartellini, quello è ovvio. Però le dico un'altra cosa, per esempio, ritornando a questo discorso, io sono contrarissimo da sempre. Io non sono mai stato amico né dei miei figli né dei miei ragazzi, dei miei studenti. Certo. Questo per me è un punto fermo. Io non sono mai stato amico né dei miei figli né dei miei studenti. Perché? E qui è il dettaglio che fa la differenza. Io posso essere amicale o amichevole nei comportamenti, ma non potrò mai essere un amico, perché un amico è un mio pari. Io non sarò mai un tuo pari. Né sono tu d'accordo, figlio, su questo né tu sono studente. d'accordo. E mentre tante volte, ecco, qui non vorrei che andasse via di traverso il discorso, tante volte questo discorso dell'empatia fa sì che si voglia essere uguali per essere accettati. No, io non voglio essere accettato dai miei figli e dai miei studenti. Cioè io faccio la mia parte che è totalmente diversa dalla tua e ti devo dare questa consapevolezza che io sono diverso da te, né migliore né peggiore, ma sicuramente diverso. Mentre il rischio che può esserci è quello che dice lei, che alle volte questa empatia è tale per cui si finisce per essere sullo stesso piano. No, io non sarò mai sul tuo piano, né come studente né come figlio. Ecco, l'empatia sicuramente è relazione, capacità di ascolto, ma è diversità di ruoli che deve stare alla base. Esatto, sì, si parla proprio di ascolto, capacità di riportare l'emozione che uno ha, che l'altro ha, ma non si parla di andare sullo stesso piano perché uno è l'insegnante e uno è lo studente e i piani devono rimanere sempre separati, questo assolutamente, su questo siamo d'accordo. Però, scusi, però non so quanti anni di insegnamento ha lei, però provi a fare un'analisi dei suoi colleghi di 30 anni fa, se lei è da 30 anni che insegna, e oggi, e mi dica se oggi non cercano questa vicinanza molto di più di 30 anni fa. Non lo so, mi fa una domanda che... Sì, da quanto tempo insegna? Sì, cioè, alle volte è anche facile andare sullo stesso piano, però si viene meno al ruolo e quindi in qualche modo si rinnega il fatto di essere un insegnante o un genitore. Chiaro. Io lo vedo così, l'ho sempre vissuta così e ci credo in questo, che è faticosa ed è costosa come posizione. Non è facile, perché è molto più facile e molto meno costosa l'altra. Però è abiurare al ruolo. Certo, va benissimo. E il discorso di prima è un discorso diverso dall'essere amichevole o amicale, ma mai amico. Certo, sono d'accordo con lei su questo, assolutamente. Va bene, la ringrazio. Se qualcuno vuole essere amico, cioè io non lo sarò mai, se volete essere voi. No. Ritornando al discorso di prima, ognuno è responsabile per sé. Io per me e voi per voi. Allora, professor, mi par che l'asticciat nestes cursis, ma va ben così, perché il tema al veve di da vite a una discussione, dunque benon che si saltate pur, magari così sono siete miege, dunque le serine perché se di no dopo sì. ma grazie perché per dopo è stata un'esposizione un'evore clara, dopo avrei anche a disposizione la presentazione in PDF e dunque potrei tornare a Biodi con calma e bene e no altri si Biodin la settimana che viene vedo che vi infavellate proprio di
salute, che è un tema un'evore delicato, anche che soprattutto, no? Cioè, comunque si comporta in confronto dai medis, ma la prossima settimana fa parlare in proprietà di salute di regole sul benestare in compagnia dai rappresentanze dalla Fidas Isontina.